seppavo voti brutti, ma per materie tecniche gli davo fuoco a tutti e forse Mario non ha sbagliato, pensare che i primi anni del lavoro sempre la calamica era sporcarsi, ma non far fatica, tra accessori anche infortunistici, sta abrasiva l'umiltà imparata a casa che disea che servia, farsi la gavetta prima della scrivania. Se disegno come il pan, anche zon tranca il formaio, se si muove, è grande ancora, cambio e Mario, e a Roma, da quella che ha bisogno puramente che vuole, per realizzare un sogno, ma targato però, è stata tutto difetto, poi si paga sulla spalla, e scambiate far rispetto di Mario che sta, Mario di Garretto, Mario che lavora, Mario che sta zitto ancora, Mario che ne va, Mario di Garretto, Mario che lavora, Mario che sta zitto. Un po' di musica ci vuole per svegliarvi bene, perché dovete veramente svegliarvi, perché domenica e lunedì dovrete essere ben svegli quando metterete quella famosa croce, e vi prego, chi può e chi capisce l'importanza del voto, anche se non credete a niente, anche se per voi è un disturbo, io lo dico, fate quello che volete, però guardate che è molto importante. Anche se decidete di fare quello che volete, però la presenza, il voto è fondamentale. Ne parlerò questa mattina con gli ospiti graditissimi che sono amici anche di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, della Mirella. Ecco, portiamo assieme percorsi importanti. Abbiamo in presenza il maestro di judo Vittorio Casellato. Grazie Vittorio di essere qui, veramente grazie. Saluto anche, vediamo chi vedo collegata, eccola qua, la nostra Anna Albarello Baschirotto, vicepresidente Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto. Grazie anche a te Anna di essere qui con Mirella. E saluto anche l'avvocato Fabio Ciani, tributarista. Grazie avvocato anche a lei, sarà molto importante sentire com'è la situazione. Lei è un numero uno, non perché voglio sviaginarla, ma è vero, una persona che dà dei numeri seri, numeri certi, noi abbiamo bisogno di questo. Perché non si riesce a capire, ma questa Italia va bene o va male? Avvocato Ciani, vorrei proprio parlare con lei, perché noi andiamo fuori di testa, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra. Io ho un banco solidale, la povertà aumenta, 6 milioni di poveri, sono persone che lavorano, che pagano le tasse. Uno ieri mi ha chiesto, avvocato Ciani, chiede a Salvini, visto che vuole sapere che fine fanno i soldi che mandiamo in Ucraina, che fine fanno i nostri soldi in Italia che non sappiamo mai niente, le tasse che paghiamo dove vanno a finire, che non c'è trasparenza, nessuno ci dice niente. Collegatevi in internet, andate a vedere i bilanci, sì, leggi tu un bilancio. Prego avvocato Ciani, e grazie veramente di essere qui. Grazie per l'invito, grazie per la disponibilità. Adesso siamo vicini, il timing forse è quello giusto per fare una riflessione noi tutti su questi temi macroeconomici, ma sono anche di quotidianità vissuta da parte delle nostre famiglie. Il timing è giusto perché ci troviamo vicini a una legge di bilancio che vedrà la luce, la sua definitività il prossimo mese. Sulla base della bozza della legge di bilancio possiamo fare anche una riflessione sul destino delle nostre finanze, delle nostre risorse. È evidente in qualche modo che come dire, ci trasciniamo in questi anni un'esigenza madre di cassa, nella misura in cui l'utilizzo del superbonus ha messo in difficoltà l'abuso della normativa sul superbonus, ha messo in grave difficoltà le casse di questo Stato. La difficoltà di fare una manovra finanziaria, oggi stimata sui 20 miliardi, e l'impossibilità in qualche modo di distrarre la nostra attenzione sulle finalità più importanti del sociale, del welfare del nostro Paese, come dire, rivengono proprio da una gestione abusata della normativa sul superbonus. Oggi abbiamo molte aziende che chiudono i loro saldi di F24 zero,
cioè non versano tasse perché utilizzano questi crediti, alcuni dei quali, o forse molte dei quali, le procure hanno avviato già delle indagini, c'è un monitoraggio, c'è un'attenzione, cioè non voglio dire che molti di questi crediti fiscali che vengono utilizzati negli F24, che non fanno versare le tasse alle nostre società, sono, come dire, sospetti, sono sub iudice, però insomma le cronache di questi anni hanno messo in evidenza insomma un commercio drogato, inquinato di queste rendite di posizioni. E di qui la difficoltà anche da parte dell'attuale governo di fare una manovra finanziaria espansiva, ecco, quindi che la stessa manovra finanziaria si concentra, ecco, sulle fasce più basse, per restituire in qualche modo ossigeno, liquidità a loro e indirettamente anche al nostro sistema. Ecco, quindi una riflessione che dobbiamo fare è una riflessione certamente amara, perché c'è una situazione difficile a livello di bilancio, poi le due guerre, i finanziamenti, gli stanziamenti in questa direzione, in questa via, ovviamente drenano liquidità e risorse che non ci sono, perché per le ragioni anche di cui si diceva all'inizio. Ecco, ripeto, abbiamo pochi incassi fiscali, perché molti di questi incassi fiscali vengono compensati, molte delle entrate tributarie messe a sistema vengono compensate e neutralizzate da queste posizioni creditorie. Ecco, quindi una riflessione che è una riflessione amara, se vogliamo dire. Ecco. Avvocato Ciani, però c'è una cosa che noi non riusciamo a capire, perché i ricchi li abbiamo, gente che potrebbe pagare facilmente le tasse, ecco, eppure nessun partito ha mai toccato questa categoria. È facile prenderle dai redditi, quelli sicuri, che sono i pensionati, gli operai, quelli che lavorano nel pubblico. Ecco, perché c'è questa paura di far pagare quelli che potrebbero pagare le tasse, che qualcuno dice che si potrebbero fare 2 o 3 finanziarie? Perché la politica ha paura di toccare i soliti noti? Perché i nomi li abbiamo, non è che non li conosciamo i nomi, i paradisi fiscali ci sono, però si ha paura di far pagare le tasse a chi potrebbe pagarle agevolmente senza crearsi problemi economici sicuramente. Perché la politica ha paura di questo? E soprattutto la finanza è in mano a pochissimi. Ecco, si pensa che la finanza mondiale sia in mano a 9-10 persone, gli altri, ma è possibile, avvocato Ciani, in Italia mi diceva ieri una persona, a lavorare e rimanere poveri, non riuscire ad arrivare a fine mese nonostante tu lavori, ecco, ma ormai manca tutto, manca il bene prezioso che è la casa, il lavoro, e non trovi nessuno dei due, specialmente dai 40 ai 60. Prego, avvocato Ciani. La legge finanziaria, i grandi ricchi, ovvero banche e assicurazioni che hanno fatto extra profitti in questi anni, vengono chiamati alla cassa. Mi scusi, avvocato, ma non abbiamo capito niente, c'è forse il microfono, si è un po' allontanato, non so. Riprovi, prego. Le stavo dicendo che grandi ricchi, banche e assicurazioni, per esempio, sono chiamati alla cassa all'interno di questa finanziaria. Questa finanziaria è coperta in gran parte da risorse che vengono dalle banche e dalle assicurazioni, sulle quali sono state studiate delle misure, come dire, in gergo tecnico, di differimento d'imposta fiscale. Oggi pagheranno un prezzo anche alto all'interno di questa finanziaria, in ragione degli extra profitti che essi hanno generato in questi anni. C'è un'attenzione ovviamente alle fasce medie, medio-piccole, come dicevo poc'anzi. I ricchi, evidentemente il tema dei paradisi fiscali di cui lei accennava è un tema, non dico desueto, ma è un tema in qualche modo che è stato presidiato dagli accordi multilaterali fra i diversi stati, paradisi fiscali che sono diventati grigi, non necessariamente neri, si sono sbiaditi in ragione di accordi di collaborazione e di trasparenza
a cui ovviamente hanno aderito anch'essi per evitare ovviamente l'isolamento economico e commerciale. Cioè, che cosa voglio dire? L'idea di questi paradisi fiscali all'interno dei quali fino a ieri magari i grandi patrimoni trovavano facile allocazione e destinazione, è un tema in qualche modo che è rientrato nella misura in cui queste attività e questi patrimoni, quale che sia la loro misura oggi, sono vigilati. Quindi, come dire, l'evasione offshore è un'evasione in qualche modo che è in buona parte rientrata perché presidiata da questi accordi e da queste convenzioni fra tutti gli stati aderenti a queste piattaforme multilaterali di cooperazione. Come colpire la ricchezza, questa evidentemente può essere una scelta politica, una scelta che noi lasciamo in qualche modo ai governanti, però ripeto, è un buon segnale quello che viene dalla recente bozza di legge di bilancio, quella nella quale viene previsto appunto una chiamata alla cassa da parte dei grandi contribuenti. Poi c'è anche la querelle di questi mesi sui trasferimenti in Italia di residenza dei grandi ricchi. Beh, lì è una scelta quella fatta dal governo Meloni, con qualche temperamento, una scelta che è ereditata, ripeto, dal governo Meloni, perché è una scelta quella di favorire come dire, il trasferimento di residenza dei grandi ricchi qui nel nostro territorio, una scelta premiale, perché questi grandi contribuenti non residenti in Italia si avvicinano al nostro paese attraverso questa attrattiva e a questo appeal fiscale per radicarsi e qui localizzarsi. Tutto il sistema paese quindi beneficia di questi grandi patrimoni e di questa potenzialità e capacità di consumare di questi grandi ricchi. Quindi in una visione così allargata di questa riflessione, io penso anche a questo rimpatrio agevolato, guidato dei grandi patrimoni dei non residenti, in qualche modo, che io lo sto verificando anche con il mio studio, quotidianamente o quasi quotidianamente ci confrontiamo con tante richieste di trasferimento di residenza nell'ambito di questa norma agevolativa da parte di soggetti quindi non residenti. Quindi il paese diventa attrattivo attraverso la leva fiscale, ma poi anche giocano altri driver, non necessariamente fiscali, però dare una flat tax ai non residenti che hanno grandi patrimoni, grandi redditi è una grande opportunità. Non è dumping fiscale, perché sono misure che esistono anche in altri concorrenziali, che esistono anche in altri paesi. Quindi come dire, grandi patrimoni, grandi ricchi in qualche modo vengono attratti nel nostro paese proprio attraverso queste norme di favore che l'attuale governo ha rinnovato, sia pure con qualche restrizione. Ripeto, il tema della ricchezza che non emerge, poi affidato in qualche modo a queste nuove misure di compliance fiscale, nel senso che il rapporto con l'Agenzia delle Entrate è un rapporto, come dire, di interlocuzione premiale, e quindi questa evasione che ha ancora dei numeri importanti, il sommerso che ha dei numeri importanti, sarà destinato verosimilmente e ragionevolmente ad emergere nell'ambito di queste nuove procedure deflattive di compliance fiscale. Penso al Tax Control Framework per le PMI, per esempio. Noi ne stiamo facendo tantissimi, stiamo coinvolgendo le piccole e medie imprese ad entrare in collaborazione cooperativa con l'Agenzia delle Entrate per presidiare i propri rischi fiscali. Ecco, questo, come dire, è una mano che viene tesa dal legislatore, ovvero dall'Agenzia delle Entrate, per come dire, definire in via preventiva qualsiasi rischiosità fiscale nei nostri comportamenti. Insomma, le misure non mancano.
chiaro che le risorse forse mancano. Però vorrei sapere, avvocato, poi la lascio respirare, ma è importante sentire quello che ci sta dicendo, state bene attenti perché non sempre avete la possibilità di sentire persone preparate che vi danno ecco, degli esempi molto importanti, con dei numeri importanti, anche il futuro come sarà. Ma io ho sentito questi due numeri, con un extra profitto di banche di 900 miliardi, al governo ne saranno dati 4. Sono numeri veri, 4 miliardi contro i 900 miliardi incassati extra profitti delle banche. Avvocato Ciani? È un segnale. A questo punto forse non dico che è irrilevante la misura, però è il segnale che si vuole dare. Il paese, noi italiani viviamo anche, come dire, di sentimenti, di emozioni. È fatto in qualche modo che i grandi contribuenti, questi grandi contribuenti, vengono chiamati alla cassa, quale che sia il loro contributo, piccolo, grande o medio, è un segnale importante a livello, come dire, di psicologico, no? Ecco, tutti siamo sullo stesso piano, ecco, questo vogliamo, un'equità orizzontale, ecco, si vuole creare Ho capito. con queste misure, ripeto che non sono delle buttate, perché la chiamata è una chiamata alla cassa, che sia ben chiaro. Ripeto, la legge di bilancio è coperta grandemente da questi interventi. La C'è ringrazio, molto da fare, avvocato. molto altro da fare. Comunque i numeri erano esatti, questa volta avevo sentito i numeri esatti, comunque è un passo, dice l'avvocato Fabio Ciani, tributarista che se ne intende, almeno è un passo, forse prima non c'era neanche questo, poi ce lo spiegherà eventualmente più avanti. Allora, sentiamo Anna Alberello Baschirotto, ecco questa donna che sta cercando con questa fondazione di combattere le malattie rare assieme al marito e soprattutto per far capire l'importanza di aiutare la comunità, quella più fragile, quella che non ha ecco, un telefono, un punto di riferimento, sono abbandonati a se stessi. Per fortuna che sono nate queste associazioni e grazie anche a questi genitori, e sempre là i genitori che si rimboccano le maniche e creano queste opportunità di incontro, di ascolto e di aiuto. Ecco, dopo aver sentito l'avvocato Ciani, Fabio Ciani, cosa pensi? Anna, cosa vorresti dire tu all'avvocato? Ecco, tu la fatica di reperire fondi, sei stata premiata in America, anzi hai vinto questo bando americano, qui in Italia è stata tagliata fuori, non avevo neppure preso in considerazione. Ecco, cosa vuoi dire all'avvocato Ciani? Sì. Prego Anna. Sì, allora niente, innanzitutto grazie Mirella di questo invito. Diciamo sono temi e argomenti nelle quali assolutamente non sono ferrata, però sicuramente è importante la relazione, la spiegazione avuta dall'avvocato Ciani e io spero che l'avvento della residenza in Italia dei ricchi possa in qualche modo aiutare sia lo Stato ma anche la ricerca, perché diciamo veramente la ricerca ha bisogno di essere sostenuta, soprattutto in un ambito come quello delle malattie rare, dove non c'è interesse dalle aziende farmaceutiche a creare nuovi farmaci. E come giustamente hai detto tu, noi ci siamo rimboccati le maniche come genitori dopo la morte del nostro figlio Mauro, per spingere, indirizzare, finanziare la ricerca proprio dove è carente e quindi nelle malattie genetiche. Naturalmente le malattie genetiche, le malattie rare ormai sono fra gli 8 e i 10.000, un numero molto grande, no? E si stima veramente che una grande parte della popolazione ne sia coinvolta, sia come singoli pazienti, sia come familiari. Per cui diciamo non è un fenomeno sconosciuto adesso dopo tutto questo impegno di anni da parte nostra, è ben noto ma ancora non ci sono investimenti. Sarebbe poi da anche dire che un investimento come quello che abbiamo fatto noi per una malattia neurodegenerativa come la leucodistrofia metacromatica e quello che stiamo facendo adesso sulla cura dell'epilessia di Lafora sono diciamo investimenti che poi avranno ricadute fondamentali anche per la cura di malattie più comuni e più diffuse e questo dovrebbe essere veramente capito. Per cui
diciamo, è importante che ci sia, che ritorni questa sensibilità per la ricerca e per la cura di queste malattie. E questo vorrei dire all'avvocato. Ce ne sono anche altre tante cose che sarebbero da dire, per esempio che le ONLUS come le nostre, noi abbiamo anche fondato un istituto che si occupa di malattie rare a Vicenza e abbiamo un laboratorio di genetica medica per il quale acquistiamo strumentazione, acquistiamo reagenti e così via. E non scarichiamo l'IVA perché siamo una no profit. Allora anche questo per esempio peso importante è uno degli aggravi di impegno, e questi soldi potrebbero andare benissimo alla ricerca se l'IVA venisse sgravata alle aziende no profit come la nostra, che è una fondazione ma comunque diciamo ha acquisto di strumentazione, acquisto di reagenti, e le spese ogni mese sono molto ingenti. Hai fatto bene a ricordarlo, Anna, hai fatto molto bene, perché qualcuno dovrà dare pure delle risposte, perché non ne possiamo veramente più. Quando pensiamo che il mondo del volontariato gira col commercialista, revisore dei conti, tutte cose assurde per il mondo del volontariato e l'associazionismo, che è stato quello che ha tenuto in piedi il nostro paese anche durante questa pandemia terribile. Ma si sono dimenticati, Anna, ecco, quando hanno bisogno alzano il telefono, noi ci siamo. Io dico sempre, forse li abbiamo viziati un pochino, forse dovremmo viziarli un po' meno per far capire l'impegno che abbiamo messo e che mettiamo tutti i giorni per tenere in piedi l'Italia, ecco, dove neppure la politica riesce a farlo. Guardate come sono presi anche gli amministratori locali, e questa è la verità, e sono quelli che hanno le maggiori responsabilità. Allora parliamo invece adesso di sport con Vittorio Casellato. Anche qua nota dolente, fare sport costa, le famiglie non tutte hanno questa possibilità. Pensate, è stato messo nella Costituzione nel 2023 mi sembra, sì. Prima non c'era neppure nella Costituzione, certo. Però si continua a fare poco sport, si inizia qualcosa sulle elementari, dalla quinta elementari, mentre io sono convinta che si dovrebbe già iniziare, ma con professionisti, non certo. Con le maestre, già dall'asilo. Certo. Ecco, questa obesità, questi bambini che da soli non riescono a proteggersi. Quanto importante è invece impegnare anche la politica nello sport? Il governo deve aiutare lo sport. Cosa vedi? Allora, intanto grazie per avermi invitato. Allora, senza dubbio lo sport non viene considerato importante come in realtà è tale. E perché questo? Perché c'è anche qui una politica che penalizza un po' queste associazioni sportive, tassandole e comunque bistrattandole con adempimenti che non sempre riescono a sostenere. Infatti società molto piccole cercano di consorziarsi fra di loro per cercare di reggere l'impatto economico a livello contributivo. Allora, è chiaro che lo sport fa bene ed è dimostrato questo. Purtroppo però è più facile spesso la strada più breve, quindi il farmaco, consegnare al bambino un videogioco con il quale passare il tempo e non andare a impegnare il tempo nel movimento, nella socializzazione con altri bambini, con altri ragazzi. Questo per me comporta anche una vita sociale sempre più chiusa in famiglia o in casa o comunque davanti a un cellulare, piuttosto che vivere e condividere con gli altri delle belle emozioni. Come vedi i ragazzi d'oggi, tu che veramente ti confronti con le realtà, soprattutto con i loro genitori? Ecco, dal tuo osservatorio cosa stai vedendo? Tante mamme chioccia, tante mamme e genitori che proteggono questi ragazzi e anziché lasciarli crescere cercano di fare un po' da genitori spazzaneve e quindi cercano di elevare qualsiasi imprevisto che possa vivere il ragazzino o ragazzo per cercare di proteggerli. In realtà i ragazzi devono anche cadere e farsi la bua, non dico farsi ma farsi la bua sì, quindi vivere queste esperienze in prima persona sbagliando e capendo dove è sbagliato, certamente come dicevi giustamente tu, seguiti da professionisti seri. Ecco, come associazione sportiva invece, come TAS, come diceva anche Annalberella Baschirotto, anche voi siete molto presi da questo meccanismo che anche veramente noi. Fate fatica. Anche noi, probabilmente però dico da un lato legato al fatto che negli anni più di qualche associazione ha fatto un po' la furba e ha gestito cose come associazioni sportive dilettantistiche, invece avendo degli introiti che non
erano di quel settore. Quindi la colpa è un po' anche nostra. Avrei voluto però che la Guardia di Finanza, piuttosto che chi si occupa di questo, facesse dei riscontri a campione più ampi, più marcati, perché in effetti tante società hanno rimesso in questo gioco tantissimi soldi. E qua allora andiamo ai controlli, perché se 10 sbagliano e 90 sono bravi, visto che abbiamo la possibilità, andiamo nella Luna, possiamo controllare anche quei 10 che sbagliano e non mettere nel caglierone. E noi siamo aperti per le porte a queste persone. Tutti quanti, e poi che ne paghiamo le conseguenze, tutti quanti, questo non è ammissibile a mio avviso. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vediamo se c'è ancora Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao Mirella. Vai. Pronto Mirella? Sì, ciao. ti sento, veloce. Innanzitutto saluto la signora Anna e la ringrazio per quello che sta facendo per gli altri. Mi cavo tanto del cappello che arriva a 100 anni e che tutti le robe che ha da fare si realizza. E dopo voglio dire all'avvocato, ma che pare possibile che su un paese civile come il nostro vi sia 1.000 miliardi di evasione fiscale? Come si è permesso? Ma che sapevano che va a finire tanti dei nostri soldi sulle tasche dei nostri politici contro lei? Perché un politico che si compra una casa dopo 2 anni, 3 che si in politica da 750 milioni di euro come a Meloni non mi pare normale. In ogni modo, adesso parliamo del judo. Mi confio che ha fatto judo da 9 anni a 58 e se ancora Dio fa judo. E se che è un maestro sì, ma adesso secondo da un terzo e va quando chi fa inaugurazione ai convegni, passare tante robe, ma è tanti anni che portavo mio figlio a judo. E judo è uno dei sport più bei perché innanzitutto impara a vivere, non me ne manco. Non impara judo per bastonare gli altri. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché non ce la faccio, se no tanti ospiti, l'avvocato deve anche lasciarci prima, perciò durante la pubblicità lasceremo, appunto ringrazieremo e saluteremo l'avvocato Cianni. Avvocato Cianni, grazie Rinaldo, quello che però emerge, vorrei capire con lei, se non fossero arrivati i fondi del PNRR, ecco l'Italia sarebbe veramente crollata. Oppure non è vero? Ecco, quanto importanti sono stati questi fondi arrivati, in parte dobbiamo restituirli, in parte a fondo perduto. Prego, avvocato. Ma non credo. L'Italia e gli italiani hanno una grande dote, una grande qualità, quella, come dire, di una sopravvivenza anche oltre il limite del ragionevole. Non credo. Il paese sta tirando più di altri paesi dell'area euro, il paese spinge, anche i dati che sono stati pubblicati ieri dal Sole, come dire, fotografano un paese in salute, nonostante le difficoltà in qualche modo legate, come dire, alla patologia, le guerre non aiutano, quindi c'è una situazione complessa a livello globale, tensioni politiche, tensioni commerciali. Però il paese sta reagendo bene, il paese come dire, risponde, c'è un governo stabile finalmente, quale che sia il suo colore, però c'è un governo stabile, il paese ha bisogno di stabilità, di, come dire, di una proiezione di lungo periodo, quinquennale, quindi avere la certezza che questa classe dirigente questa governance con tutti i limiti, ovviamente, di ogni classe politica, comunque sta al potere per un lungo periodo senza, come dire, tentennamenti, non ci sono pause. Quindi questo è un valore molto importante, l'affidabilità istituzionale e politica del nostro paese anche, come dire, anche agli esterni, anche ai vari investitori, alle banche, alle istituzioni finanziarie estere, insomma viene guardata con molta attenzione. Certo c'è molto ancora da fare, ma insomma il paese non ha bisogno necessariamente di questo intervento straordinario
di cui lei parlava, perché è un paese che negli anni ha dimostrato in qualche modo di avere una buona autonomia, di andare avanti con le proprie gambe, ecco. E ritengo in qualche modo che ci siano i presupposti per fare bene. Usciamo anche dal mio profilo professionale, essendo un avvocato tributarista, fiscalista. Saluto con grande favore la riforma fiscale che è andata in attuazione, sta andando ancora in attuazione in questi mesi, una grande riforma fiscale che, come dire, restituisce dignità al rapporto contribuente-amministrazione finanziaria, una vera compliance, un vero dialogo preventivo di cui si parlava poc'anzi con il controllore. Insomma, io credo che ci siano le misure per far sì che questo gap, questo dato mostro dell'evasione fiscale, che ovviamente esiste e resiste, possa essere corretto, trattato, ovvero rientrare in maniera, come dire, sia pure di lungo periodo, possa rientrare, ci auguriamo, prossimamente. Ci sono tutte le condizioni oggi per far sì in qualche modo che il fisco non venga guardato dai nostri contribuenti, da noi contribuenti, come un nemico, ecco, ma i tavoli di confronto e l'interlocuzione sono stati istituzionalizzati. Io devo lasciare. Sì, adesso la lascio, sapevo, Avvocato Cianni. L'ultima cosa però che volevo chiedere prima di lasciarle è la burocrazia. Questa burocrazia che ci sta veramente soffocando e soprattutto le piccole attività non riescono a gestire. Non è facile, Avvocato, lei sta parlando molto bene, sta premiando anche questo governo, è chiaro, indipendentemente del colore, ma lo sta premiando nel merito di quello che vede e di quello che sente. Il problema è che però io, che rappresento gli ultimi, gli invisibili, Avvocato, sono molto preoccupata perché non riescono più ad arrivare alla fine del mese, neppure con 2 stipendi lavorando, hanno degli affitti impossibili, accedere ai bandi è difficilissimo, è complicatissimo, ti devi affidare a un esperto. Non le sembra che anche il governo dovrebbe capire di più che c'è anche questo mondo, il mondo di quelli che lavorano e non riescono a sopravvivere? Si può lavorare, Avvocato, e non riuscire ad arrivare alla fine del mese? Ecco, e poi non è che possono aspettare in eterno che il governo decida di trovare i fondi per aumentare gli stipendi e le pensioni. Sono anni che lo diciamo, ma sono anni che gli aumenti non bastano neppure per fare la spesa in un giorno. Prego, Avvocato, poi la lascio. Bisogna svecchiare la pubblica amministrazione, è un processo non facile, è un processo decisamente non facile, perché una struttura così pesante che si è appesantita negli ultimi decenni ovviamente non può essere, come dire, alleggerita, non può essere sotto questo punto di vista corretta in pochissimo tempo. Certo che c'è un tema di questo genere, lacci e lacciuoli non abbandonano le imprese e noi professionisti, troppe procedure, troppi adempimenti, poi dietro ogni questo adempimento si nasconde sempre, perché lo si può perdere anche l'adempimento quando gli stessi sono innumerevoli, quindi qualcosa si può anche perdere. Quindi perdere un adempimento significa a volte anche perdere di vista qualcosa di importante, poi scattano violazioni, sanzioni e quant'altro. Ecco, bisognerebbe, e il mio studio è sottoscritto in qualche modo qui un osservatorio dove sulle formalità nascono in qualche modo le patologie, soprattutto quando noi dobbiamo spiegare la burocrazia e queste formalità e la loro rilevanza ai non residenti. Quando i non residenti, di cui si diceva all'inizio, vengono qua in Italia, vengono a investire e gli dobbiamo spiegare anche questa verticale di documenti, di adempimenti, di scadenze, di termini e della loro rilevanza, insomma, anche nel conseguimento dei loro benefici, dei loro diritti, no? Che si perdono a volte per via di questi adempimenti che appunto si possono in qualche modo perdere. Ecco, questa educazione che noi facciamo, professionisti, fiscalisti,
ai non residenti che si avvicinano al nostro paese è un'educazione non facile, perché loro non comprendono evidentemente questo tasso di formalizzazione del rapporto fiscale esagerato, esasperato. Ecco, quindi giustamente, come dice lei, bisogna fare molto dal lato della pubblica amministrazione, come dire, svilire in qualche modo queste procedure, snellirle, e ovviamente agire sugli stipendi, aumentare gli stipendi perché non sono allineati molte volte anche all'inflazione, perché sono erosi anche dall'inflazione, dal caro vita, e quindi evidentemente io credo che i politici avranno a cuore anche questo tema. Ripeto, tutto dipende anche dalle risorse. Però chiudo questa nostra conversazione dicendo che c'è stata un'attenzione da parte del governo sulle fasce medie, piccole e medie, nel senso, dopo il cuneo fiscale, dopo l'intervento sul cuneo fiscale di inizio anno, c'è anche questo intervento sulle fasce medie, ci auguriamo in qualche modo per restituire più ossigeno, più liquidità, più risorse a loro e indirettamente anche al sistema paese. Grazie all'avvocato Fabio Ciani, tributarista, che ha dato delle indicazioni, e poi a casa si dovranno fare delle riflessioni su quello che ci ha detto questa mattina. Grazie, buon lavoro avvocato, e sempre grazie per la sua presenza qui a Rete Veneta, Sveglia Veneti. Buon lavoro avvocato. Pubblicità. Riprendiamo invece con altri due ospiti. Abbiamo salutato il tributarista, l'avvocato Fabio Ciani. Andiamo da sentire anche cosa commenta Anna Alberella Baschirotto e come commenta quello che ha sentito. Però prima vorrei dare la parola alla nostra Gabriella da Mogliano. Vai Gabriella. Pronto? Gabriella? Vediamo se riprendiamo Gabriella. Allora, Anna Alberello, cosa dici di quello che hai sentito dell'avvocato che in parte premia questo governo? I presupposti ci sono per essere un po' ottimisti, almeno ho capito così. Ancora in mano non abbiamo niente, però qualcuno vede rosa. Io rosa non lo vedo, lo dico subito, sono molto pessimista. Perché i numeri non mi tornano, ma io gliel'ho detto chiaro e tondo, lui difende una parte, io ne difendo un'altra. È logico che le posizioni non possono andare a braccetto, perché io non vedo che sia così e non vedo questi aiuti che dovrebbero essere stati o dovranno dare alle famiglie medie, ma non li vedo. Questi aumenti di 20 euro su uno stipendio penso che siano ridicoli, però penso anche ai 3 euro e 5 euro che abbiamo avuto nel passato, ecco, cioè tutti hanno la loro colpa. Prego Anna. Allora, io parlo da parte degli orfani della sanità, no? Che sono gli ultimi, sono proprio quelli che hanno i maggiori problemi, diciamo, per la loro cronicità, per la loro malattia, spesso grave, invalidante e così via. Io ho visto che la sanità purtroppo ha fatto un passo indietro, e che ci sono grandi difficoltà per molti malati, ma anche in generale. Per esempio, solamente il nuovo nomenclatore tariffario delle prestazioni sanitarie, vogliamo dire, ha abbattuto i rimborsi alle strutture convenzionate e della metà e anche di 3/4 a volte. Per cui per una diagnosi rapida di tipo genetico, diciamo, non si riesce nemmeno a pagare il personale e i reagenti che si usano. Quindi veramente, diciamo, si fa fatica a dare una diagnosi a una persona con una malattia. La diagnosi è fondamentale per una cura, per una prevenzione familiare, per esempio, no? E già questo è una grande difficoltà per quelle strutture che si mettono a disposizione, soprattutto quelle no profit come la nostra, per dare una diagnosi precoce.
Non parliamo poi della ricerca, dove è sempre più difficile accedere a bandi e vincerli, come diceva prima qualcuno, dicevi tu mi pare, no? Sì. Ecco, è difficilissimo accedere a questi bandi, e intanto ci vogliono intermediari molto preparati e quindi spese, e poi veramente... E non è neanche detto che ci riesci e che li hai. Ti fermo un secondo, Anna Albarello, perché abbiamo Gabriella, ha ripreso la linea Gabriella da Mogliano. Vai Gabriella. Grazie, buongiorno, grazie di tutto Mirella. Volevo abbinarmi al discorso di ieri della roba che non gli danno più la roba sui supermercati. Io quando avevo la figlia a scuola c'era una fattoria che andava a prendere tutti gli scarti che i supermercati della roba scaduta, di darla alla gente che non va buttata via. Quello era una cosa buona, che certe fattorie hanno bisogno anche di roba scarsa per le bestie, per tante cose, dovrebbero interessarsi a questo. E grazie di tutto, e batta sulle tasse, che ha ragione, buona giornata. Grazie Gabriella, vedi Gabriella, il problema è che io non ho animali, ho persone per bene e non posso dare le cose scadute, ma potevo dare le cose in scadenza. Hanno fatto una deroga, perciò mi hanno tolto questa, a noi questa possibilità, perché appunto i supermercati possono vendere questi prodotti fino all'ultimo secondo, perciò prima della scadenza, 2 o 3 giorni prima noi raccoglievamo, adesso non possiamo più raccogliere perché hanno fatto questa deroga. Ecco, non so se qualcuno ha pensato, ecco, prima di fare questa cosa, che ci sono 6 milioni di poveri, sono persone che non ce la fanno neppure a fare la spesa, però gira così e poi buttiamo via tutti i giorni tonnellate di cose e nessuno ci spiega e ci dice niente. Allora prego Anna Albarello, ecco, cosa dici invece, ecco, anche su questi sprechi dove tu invece stai cercando di far capire l'importanza della ricerca. La ricerca vuol dire anche aiuto alle famiglie, non sentirsi abbandonate, sperare di riuscire a sopravvivere, che la ricerca arrivi. L'abbiamo vista con i vaccini tanto contestati, eppure la ricerca è una cosa importantissima. Prego Anna. Sì, la ricerca deve andare avanti, perché appunto dove c'è tanta possibilità di guadagno come nei vaccini, siamo arrivati in nemmeno un anno ad avere un vaccino. Dove invece ci sono da trovare i fondi e c'è da curare una malattia gravissima come la malattia di Lafora, che è un'epilessia che colpisce gli adolescenti, si manifesta nell'adolescenza, ma è genetica, in pochi anni porta alla morte, qui i fondi non si riescono a trovare. E noi appunto siamo riusciti a portare questo progetto che stiamo finanziando a un livello tale che siamo quasi pronti perché gli scienziati possano avviare un trial clinico sui malati. Però per questo trial clinico servono 2 milioni di euro. Ecco, allora diciamo, dalla cura di questa malattia, l'epilessia di Lafora, poi sarà possibile curare anche altre forme di epilessia. Allora si chiede perché non si riesce a trovare, diciamo, questi fondi per portare avanti questi progetti di ricerca. Ma visto che abbiamo sentito che i 900 miliardi di extra profitto delle banche sono reali, 4 ne danno al governo, infatti Ciani non mi ha contestato sui numeri, magari gli chiedete, ecco, a questi colossi economici magari 2 miliardi rispetto ai 900 e i 4 del governo, forse con 6 miliardi possono anche dare risposte. Ecco, io questi numeri proprio, guardate, mi fanno girare la testa. Grazie Anna. Quello che volevo anche vedere adesso, andiamo a vedere, devo correre perché il tempo è tiranno, queste foto invece che ha portato Vittorio Casellato, queste immagini di bambini e agonisti che adesso vediamo e commentiamo. Vediamo le foto, sono importanti, eccoli qua. Sono agili intanto i ragazzi? Sì, ecco sì. qua. Sì. Allora, noi mi allaccio un po' al discorso della signora che abbiamo sentito adesso, le nostre associazioni sono disponibili ad aprire porte anche gratuitamente ai ragazzi che hanno problemi di motori o anche cognitivi e per aiutarli in questi percorsi, per aiutarli a inserirli in un contesto che li accolga con amore. Quindi se qualcuno conosce ragazzi o ragazze che hanno questa necessità,
si faccia pure avanti. Noi, tutte le nostre società del Veneto sono disponibili ad accogliere questi ragazzi gratuitamente. Ti ringrazio perché è un bellissimo messaggio, visto quello che ho detto e quello che, anzi lo dirò anche al Banco Solidale, perché il problema è che, vedi, io sono così pessimista perché io guardo le persone che vengono e guardo questi bambini che arrivano con i genitori e sono di un triste, ma di un triste che non hai idea. Intanto per loro è una vergogna venire al banco alimentare, perché lo capiscono, lo capiscono che la famiglia è in difficoltà e loro, capite, ma anche noi da piccoli eravamo così, quando qualcosa non andava ci vergognavamo. Una certa dignità. E ce l'hanno questi bambini. Certo che tu devi far capire proprio con gli esempi buoni, ad esempio con la biblioteca, con i giocattoli, ma il problema è che sono talmente tristi e demoralizzati che non vogliono niente, non vogliono libri, non vogliono regali. Il problema è che sono bravi a scuola, quasi tutti, perché l'unica cosa che possono avere, ecco, quasi tutti, ho detto non tutti, sennò poi mi dice Mirella solita che difende, però ve lo posso assicurare, quando vado a trovarli nelle loro case per vari motivi, perché magari un pezzo che non li vedo, allora mi preoccupo, e siccome ho l'indirizzo, ecco, li vedo sempre che studiano, cioè non sono, e invece io sono convinta che questi bambini hanno bisogno anche di giocare, di divertirsi, di stare con altri, perché poi la solitudine diventa terribile. Abbiamo sentito ieri questo suicidio assistito, sembra delle gemelle Kessler, a 89 anni hanno deciso così, però io sono convinta che quello che le ha uccise sia stata la solitudine. Abituate in un mondo bellissimo, in un mondo dorato, un po' alla volta, sempre più, quando non sei più in auge, nessuno ti ricorda più, nessuno ti gira più, ti rivolge la parola. Io penso che la solitudine sia una delle peggiori cose che possano accadere, non far parte più della società, sentirsi esclusa, e tu non hai il coraggio di chiedere aiuto, non vuoi chiedere aiuto, ecco la vergogna, non so cosa sia successo, ma io sono convinta che questo passaggio è stato deciso dalla solitudine. Cosa ne pensi, Anna Baschirotto? Quanto, ecco, tu che parli con queste famiglie, la solitudine, ecco, è devastante a mio avviso, prego. Sì, è vero, e tanto più è vero con le famiglie che hanno figli affetti da malattie sconosciute, rare, e per questo che noi da sempre abbiamo creato dei gruppi di aiuto, un servizio di assistenza e informazione e gruppi di aiuto proprio per varie malattie, per singole malattie e per gruppi di famiglie malati, perché diciamo uno è a Torino, uno è a Treviso, uno è a Pordenone, uno è a Roma, tra di loro non si conoscono e c'è una grandissima solitudine, una grandissima paura, anche a volte una vergogna perché non si conosce bene che cos'è la malattia, e siamo stati in tutta Italia a trovare queste famiglie, a metterle in contatto e a creare veramente una connessione tra loro per tentare di uscire dall'isolamento e avere, diciamo, la possibilità di dialogare con qualcuno, di sentirsi parte di un gruppo, parte non un fenomeno isolato, ma una malattia rara che coinvolge più persone, anche se in numero limitato. Ti fermo un secondo, Anna, perché abbiamo Delia da Verona, poi continuiamo. Vai Delia. Ciao Mirella. Saluto i tuoi ospiti. Ciao. Allora guarda, non so se sia l'argomento di questa mattina, ma siccome ho un po' fatica a prendere la linea, adesso l'ho presa e ti dico la mia opinione. La guerra è bruttissima, perché io l'infanzia l'ho passata con la guerra, lo so cosa è brutto, ma io dico a tutti i nostri governanti, perché seguo Focus, seguo Del Debbio, tutti quei dibattiti lì, perché mi piace, ecco. Volevo dire, ma scusa, ma i nostri politici non pensano che l'Italia di quello che ha bisogno, come siamo messi in Italia, con le alluvioni, con le famiglie, con tutto. Al di là di tutto, la guerra è negli altri stati, io sono d'accordo. Allora, se si avanza, sono d'accordo di aiutare anche fuori, perché io sono per questo, ho aiutato tanto nella mia vita, credo che sia giusto. Ma prima ognuno deve guardare il suo Stato, deve pensare alla sua gente, l'Italia deve pensare agli italiani. Guardi anche qua nel nord-est cosa succede, perché ho visto che ieri sera
i paesi dell'est vengono a prenderci quello che non hanno potuto avere, vedi i ladri, cosa succede nelle famiglie. Ma è giusto che siamo messi in questa situazione, ognuno deve guardare il suo Stato. Zelensky doveva pensarci prima di innescare, se è stata la Russia, io non lo so perché io non voglio dare ragione o torto a uno o l'altro, perché si deve andare in fondo a queste cose per sapere. Ma doveva pensarci prima di fare una cosa del genere. Ma lui, guarda, che lui non vive negli allori lui. Ma non ha pensato che distrugge e che fa tutte queste morti della sua nazione? Scusa, allora grazie Gabriella, scusa, grazie Delia, devo andare avanti perché sono anche in chiusura, grazie, ognuno fa le proprie riflessioni, però è anche vero che è stata la Russia che ha invaso l'Ucraina, perché bisogna anche dirlo, per carità sarà stati anche provocati, ma essere provocati e porgere l'altra guancia è una cosa diversa, però ognuno fa le proprie riflessioni, come diceva la nostra Delia. Allora Anna Albarello, intanto volevo ricordare che anche oggi c'è la raccolta dei farmaci per i bambini nelle farmacie, anzi andiamo a vedere anche questo spot, mi raccomando, ecco, regalate, noi fino a giovedì prossimo ci sarà questa raccolta anche con i volontari dei Veneti Schiacciati, e ringrazio sempre il presidente Enzo Andretta che con le comunità combattentistiche sta facendo questo, con gli scout, gli anziani, i vigili del fuoco e tante associazioni che mi stanno dando una mano, perché a Treviso questi farmaci arriveranno al banco alimentare, ecco che ne ho proprio bisogno, ho bisogno di tutto ormai, però funziona così, buttiamo via le cose e io le compro perché non le ho, funziona benissimo, proprio perfetto, perciò anche oggi regalate, ecco, se andate nelle farmacie cercate, chi può naturalmente, che non voglio, per carità ci mancherebbe, ma chi può cerchi di fare questo dono. Allora Anna Albarello Baschirotto, ormai siamo in chiusura, io volevo vedere anche i giornali che hai mandato, vediamo questa foto dei giornali così la commentiamo, ecco, e dopo anche questo bellissimo concerto, andiamo a vedere la foto. Qui cosa stiamo vedendo, Anna? Allora, sì, qui riprendiamo un po' il tema della piccola Giada e del nevomelanocitico congenito gigante. Ci sono, diciamo, delle novità importanti perché siamo riusciti a trovare un punto di riferimento nel nord, e precisamente nell'ULSS 7 pedemontana, per Giada, per queste cure che ormai avrebbe dovuto ritornare a fare a Roma o a Napoli. E grazie proprio a un servizio del giornale di Vicenza siamo riusciti a capire che erano stati curati dei casi di malattie diciamo rare, tumorali a signore di una certa età, e abbiamo interpellato questo nuovo chirurgo plastico dell'ULSS 7, il dottor Pontini, il quale, diciamo, si è subito aperto e reso disponibile. Lui è anche non solo un medico, uno specialista, ma è anche un ricercatore, a fare punto di riferimento per Giada e per tutti i bambini. Bellissima questa cosa che hai raccontato. Qui vediamo un'altra locandina, cos'è questa locandina? Vediamo, prego. Ecco, questo concerto che ha avuto luogo in occasione della giornata dei giorni della violenza sulle donne è stato fatto proprio l'altra sera a Monteberico dalla scuola, diciamo, polifonica di Monteberico, con Ilaria Gusella, Silvia Fabian e altri, proprio per il progetto del nevomelanocitico congenito gigante. Complimenti. Che io e Alessandra, la mamma di Giada, stiamo parlando proprio di questo progetto e spiegando l'importanza sotto il manto della Vergine Maria. Bellissimo. E ci auguriamo che il messaggio sia stato colto e che questo progetto possa essere finanziato, perché stiamo andando avanti presso il nostro laboratorio a individuare le cause della trasformazione di questo nevo benigno a melanoma e verso altre malattie più gravi. Grazie, veramente grazie a Anna Albarello Baschirotto di essere stata con noi, vicepresidente Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto. Grazie Anna e complimenti per tutto quello che fai, ecco, come fondazione, come associazione, veramente chapeau. Grazie. Sentiamo come ci saluta Vittorio Casellato. Vi saluto così incoraggiando le famiglie a portare i ragazzi a fare sport. Sempre più spesso vediamo questi ragazzi per le strade, tanti social,
che io reputo molto pericolosi. Vedo questi ragazzi che sono così, vanno verso la violenza in modo molto molto facile, senza capire le conseguenze di questo. Faccio i miei complimenti alle forze dell'ordine che riescono a individuare questi personaggi. Tiro un po' le orecchie a delle leggi che non tutelano purtroppo che non condannano le persone che praticano queste attività. Noi del judo abbiamo sempre detto, e varie volte nelle tue trasmissioni, che siamo aperti ad accogliere questi ragazzi che hanno voglia di esprimersi fisicamente, dandogli l'opportunità di farlo con una guida. Quindi tutto ok, va bene, si può essere anche forti, vincere, ma vinciamo con delle guide che ci aiutano a crescere. Senti Vittorio Casellato, prima Rinaldo diceva 3-4 dan, tu sei 7 dan, cosa vuol dire per arrivare ad avere questo numero? È un numero che poi piace tanto alla Mirella, il 7 è un numero mio, il 5 e il 7 sono i numeri che mi piacciono, prego. Anche il 13 aspetta il 17, ne ho 4. Prego. Settimo dan arriva da 56 anni di pratica di questa disciplina, arriva da una formazione che io porto nel Veneto, dal campo nazionale porto nel Veneto per far crescere i nuovi insegnanti, e dalla passione che ci porta ad essere, che ci viene riconosciuta dai nostri organi, e soprattutto io parlo del presidente della regione che mi aiuta in questo, perché mi appoggia in quanto conosce quello che non solo io ma anche altri miei collaboratori portiamo nel mondo dello sport. Adesso ci sarà un cambiamento come presidente, adesso vedremo chi sarà il nuovo presidente, esatto. E soprattutto supportare lo sport, che è fondamentale. È importante che abbiano passione per quello che fanno. Grazie veramente anche al maestro Vittorio Casellato, maestro di judo, come avete sentito 7° dan. Grazie ancora a Anna Baschirotto, grazie ancora all'avvocato Ciani di essere stati con noi. Pubblicità. Allora, prima di presentare gli ospiti guardiamo queste immagini e siamo a Palazzo Moncenigo a Venezia, dove io ho visto questa mostra meravigliosa, fantastica, a parte che a Venezia è tutto fantastico, non so, proprio io capisco perché facciano tanti chilometri per venire a visitarci, la mostra sui profumi, la mostra su Casanova, sui Casanova veneziani, ma soprattutto l'importanza di conoscere e di vedere, ecco, l'origine, la storia di queste essenze che tu puoi anche, tu ci metti il naso, come vi ho raccontato, non mentre senti niente e poi sale questa gradevole aroma. A me piacciono molto gli agrumi, ad esempio, ecco, ho capito che gli agrumi sono il mio profumo, ma soprattutto capire la storia, questa storia importantissima, e andate a vederla perché merita veramente, a 2 passi da casa su uno dei più bei palazzi di Venezia, Palazzo Moncenigo. E lo dico perché abbiamo ospite questa mattina Natascia Calandrino Van Cleef, stilista green. Buongiorno Natascia, grazie di essere qui. Ecco, ho aperto con questa mostra per far capire l'importanza anche della storia che riguarda non solo la moda, ma riguarda un po' tutto di quel bello che si sono sempre attorniati anche i nostri antenati, questi profumi, e dove li raccoglievano, erano opere d'arte, queste boccette sulle collane, sulle spille, chi ne ha più ne metta, però l'eleganza domina sovrana su quello che vedrete, anche se vai proprio a dei periodi lontanissimi della nostra storia. Ringrazio anche un'altra ospite, Manuela Tonon, presidente Amiche per la Pelle, che volevo conoscesse anche Natascia Calandrino Van Cleef per capire l'importanza di quello che fa questa donna, questa stilista, e saluto anche Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto, perché parleremo di tante cose anche nella seconda parte. Grazie Presidente Lazzaro di essere qui. No, grazie a voi dell'invito. Allora io inizierei proprio da Natascia Calandrino Van Cleef, questa stilista green, ecco, queste mostre, questi abiti, anche abiti bellissimi, voi veramente andate a visitarla. Ecco, cos'è la moda nel 2025? Quando è la tendenza e cos'è il green nella moda? Prego Natascia. Buongiorno innanzitutto, grazie per l'invito. Ma faccio solo un piccolo riferimento, visto l'ospite in studio. Io qualche anno fa ho messo a punto una profumazione solida, nel senso che con degli orecchini si mettevano un profumo solido che così evitava di avere diciamo, l'alcol sulla pelle, e devo dire che è stata una cosa piuttosto innovativa. Però tornando, diciamo, questo dal punto di vista del design di innovazione.
Poi tornando a che cos'è la moda oggi, allora purtroppo noi abbiamo visto che nel mondo c'è un eccesso di fabbricazione di vestiti rispetto alla reale possibilità di utilizzo, tant'è vero che abbiamo tonnellate di abiti a basso prezzo, tendenzialmente in poliestere, che poi vengono smaltiti anche buttandoli nel deserto dell'Atacama e quindi in Cile, per cui questo significa avere un inquinamento da microplastiche, perché poi il poliestere sostanzialmente è fatto di plastica, la plastica si disgrega a contatto con l'ambiente, con gli agenti atmosferici, e quindi questo crea un problema di inquinamento, di un impatto ambientale notevole, il famoso fast fashion. Oggi la moda dovrebbe tenere conto, in parte lo fa con le nuove direttive europee, c'è la responsabilità del produttore, per cui anche qui oggi non si può più avere una sovrapproduzione in Europa, ma poi come al solito si esce dai confini europei e si può far produrre tranquillamente in Turchia piuttosto che in altri paesi senza nessun tipo di regolamentazione, e quindi dovrebbe essere una moda un po' più di qualità, come è sempre stato nel DNA italiano, tornare quindi a una moda che predilige la qualità alla quantità. Vuol dire avere capi che magari costano anche un po' di più, non eccessivamente, però il costare di più dovrebbe essere meno legato al tema del marketing e più alla qualità. Bisognerebbe imparare a guardare bene le etichette, capire qual è la composizione innanzitutto dei nostri capi di moda, perché finché noi compriamo poliestere, capi in poliestere, purtroppo facciamo dei gran danni e il poliestere riciclato rischia di essere anche peggio. Da questo punto di vista, diciamo, noi abbiamo messo in piedi un comitato microplastiche qui a Milano, che è un comitato fatto da esperti, ci sono 4 professori universitari che lavorano proprio per valutare l'impatto della presenza di microplastiche nel corpo umano. C'è il professor Finizia, c'è anche un professore che si occupa proprio di capire come le microplastiche, ma anche i PFAS, quindi tutti gli inquinanti di cui poi voi in Veneto con cui voi avete avuto problemi notevoli, come questi in realtà possono oggi essere sia diciamo ridotti sia in qualche modo tracciati, e questo ci permette, volendo, ma è sempre tanto una questione di volontà da parte sia dell'imprenditore, però anche da parte della, diciamo, l'opinione pubblica fa una selezione, il consumatore fa una selezione del mercato. Si possono imporre delle leggi dall'alto, però è molto importante il fattore culturale, cioè bisogna anche che il consumatore impari a selezionare e a scegliere un capo di moda anche dal punto di vista di quello che sarà poi l'impatto sul poi fondamentalmente il futuro dei nostri ragazzi. Molto chiara, devo correre purtroppo, Natascia, perché il tempo è tiranno. Devo sentire anche cosa ne pensa Manuela Tonon. Chi è Manuela Tonon per chi non la conosce? Sono in pochi che ormai non conosco Manuela Tonon, con tutte, ecco, quello che sta cercando di fare per aiutare specialmente con la prevenzione queste donne col tumore al seno. Questo è quello che fa Manuela, lo diciamo perché veramente ha una squadra, veramente messo in piedi una squadra molto importante, e le donne sono rimboccate le maniche. Ecco, io dico sempre che anche l'uomo, ecco, io vorrei che tu parlassi anche agli uomini, perché l'uomo fa poca prevenzione. Prego Manuela. Allora, intanto grazie dell'invito, siamo qua come sempre nel mese di novembre e dicembre a presentare il nostro nuovo calendario. Abbiamo presentato sabato scorso alla presenza, insomma, di anche varie autorità amministrative e tutto, e questo è il nostro nuovo calendario che si chiama Attimi. Allora, il calendario quest'anno, perché non è facile, come c'è anche scritto, non è facile ogni anno trovare qualcosa di nuovo. Il calendario è per noi, ecco, questa è Alessandra, è bravissimo. Adesso mette le foto il nostro bravo regista, ecco, Andrea Basso. Ecco qua, bravo. Cosa stiamo vedendo, Manuela? Qui, questa è Alessandra. Allora, quest'anno le foto sono tutte singole, ci sono anche io, di ogni singola ragazza o signora che ha avuto problema al tumore al seno, e quindi Attimi vuole, ecco questa qua Elisa, significare
un attimo della propria vita, uno scatto, questa è Luciana, ci sono signore, ecco Luciana per esempio ha detto, anche lei non avrebbe mai pensato di vedersi, questa è Elena, di vedersi in posa per un calendario, e ci sono stati momenti bellissimi in studio di preparazione, foto particolari che danno anche la giusta carica per riprendere in mano la vita. Questa è Moira. Mi emoziono ogni volta a vederle, credimi. Questa è Grazia. Ecco, allora il calendario per noi strumento, questa sono io, strumento per raccogliere fondi, perché l'associazione comunque ha bisogno di sostentamento, siamo, ripeto, tante volte partite da zero e insomma abbiamo anche mi sento di dire di essere orgogliosa di quello che stiamo facendo. E adesso, a proposito anche di uomini, noi abbiamo dei macchinari, l'ho detto tante volte, che aiutano le donne che sono in difficoltà per quanto riguarda la sfera ginecologica, perché la chemioterapia porta normalmente alla menopausa anche di ragazzi giovani, e allora nonostante tutti i problemi, diciamo, che porta alla chemioterapia, ci sono anche problemi ginecologici. Noi abbiamo acquistato con fatica, con finanziamenti, dei macchinari che aiutano a stare meglio. Adesso volevo lanciare ai telespettatori un appello: chi vuole aiutarci, vogliamo fare un upgrade a questi macchinari per aiutare anche gli uomini, il comparto maschile, e quindi come stiamo aiutando le donne per il pavimento pelvico, perché ci sono dei problemi, ci sono gli stessi problemi o altri problemi anche per gli uomini che hanno fatto magari l'intervento della prostata. Allora in questo momento non riusciamo a farli perché il macchinario nostro non ha, diciamo, i dispositivi adatti. Però se qualcuno per Natale vuole fare vai dalle banche, visto che hanno un extra profitto di 900 vado dalle banche, chiedo il finanziamento, miliardi magari, ecco, che diano qualcosa alla nostra, però io le banche, guarda, chiedo il finanziamento, sono i soldi, Emanuela, perché le persone si spremono, ma fin là, visto che loro hanno 900 miliardi di extra profitti, forse qualcosa potrebbero dare anche le nostre qua, visto che le abbiamo. Allora saluto anche Luigi Lazzaro, presidente Lega Ambiente Veneto, però con Luigi Lazzaro vorrei parlare di questo video che mi hanno mandato le mamme No PFAS, che saluto Michela Piccoli, spero di averla anche in trasmissione, su questo veramente incontro che hanno fatto, molto importante. Andiamo a vedere il video e poi lo commentiamo con Luigi Lazzaro. Ecco, sono giornate intense di lavoro e di comunicazione. Come Mamme No PFAS, Rete Zero PFAS Italia, Mamme da Nord a Sud, Prima Fuori dal Fossile e Forum dell'Acqua Italiano. Queste sono le associazioni che rappresento in questa giornata così importante. Abbiamo fatto i lavori per l'Europa e hanno voluto sentire la nostra testimonianza di mamme. L'obiettivo è salvare la foresta amazzonica e dare una svolta ai cambiamenti climatici. Io faccio parte del popolo, non siamo i potenti che decidono, ma siamo il grande movimento internazionale del mar che cerca di portare le proprie istanze. Siamo tutti insieme qui per capire come muoverci e per lavorare insieme affinché le nostre istanze vengano portate su questo trattato che poi verrà presentato alla COP30. Allora, Presidente Lazzaro, intanto permettetemi di fare un grande grazie a queste mamme, a queste donne, anche dei papà, ci sono degli uomini, ma soprattutto loro, che vogliono capire cosa sta succedendo nel loro organismo, in quello dei loro figli, perché purtroppo sono dei test molto allarmanti, che non riguardano poi solo l'Italia, riguardano il mondo. Presidente Lazzaro, ma siamo sicuri che i grandi della Terra hanno tanto a cuore questo mondo, questo pianeta meraviglioso, oppure se ne fregano? Io capisco, qualcuno dice: guarda Mirella, che siamo un piccolo forellino, sai, prima o poi qualcosa si vedrà. Ecco, cosa sta vedendo lei, Presidente, e soprattutto cosa vorrebbe dire a queste mamme? Prego. Intanto buongiorno Mirella, buongiorno agli ospiti e a tutti quelli che ci ascoltano e grazie per l'invito. Con le mamme ci vediamo e ci sentiamo molto spesso perché il tema dei PFAS
quindi dell'inquinamento di quell'area del paese, che è come dire, un esempio di cosa potrebbe succedere, di cosa magari è già successo in alcuni altri territori ma non se ne conosce la reale estensione, di cosa un inquinamento chimico possa portare, diciamo, come conseguenze possibili per la salute, ma anche per la qualità della vita e il benessere anche psicologico delle persone che vivono in questi territori. Non dimentichiamoci che in Veneto l'estensione, diciamo, della contaminazione ormai è arrivata, secondo gli ultimi dati, a circa più di 350 km quadrati di territorio che è compromesso, che ha diciamo, ripercussioni rispetto alla presenza di questi inquinanti nelle acque di falda e di conseguenza nei cicli produttivi e nei cicli alimentari delle persone che vivono in quei territori e non solo. Quindi è un esempio concreto, un caso simbolo di cosa un inquinamento chimico possa provocare nei territori. E alle mamme dico di continuare così, come ci diciamo sempre, come abbiamo fatto recentissimamente insieme con tante altre organizzazioni all'Onigo, giusto il fine settimana scorso, per siglare tutti insieme un numero molto importante di organizzazioni che vanno dalle associazioni cattoliche, le ACLI, Azione Cattolica stessa, gli scout della GESCI, fino ad arrivare a Libera, all'Arci, a Lega Ambiente, alle Mamme No PFAS, al sindacato della CGIL e a tante altre associazioni e comitati territoriali, quelli che ha anche citato Michela nel suo video, un patto di comunità siglato insieme tra tutti noi, cioè un'alleanza tra la società civile, il popolo, quello che appunto richiamava Michela, che vuole giustizia, verità e vuole continuare a tenere l'attenzione sul tema così importante. Presidente, mi scusi ma devo correre perché il tempo è tiranno, ma come mai questo sito che ancora sta inquinando non si chiude? Perché il tema poi è là. Come mai questo sito così pericoloso non viene chiuso? Perché non riusciamo mica a capire. Tutti si muovono, tutti fanno, tutti dicono, ma questo sito continua a esistere. Prego. Guardi, questo è proprio un elemento concreto su cui abbiamo lanciato questo patto di comunità, perché il sito continua a esistere, o meglio, il sito continua a inquinare anche se non esiste più, perché l'azienda ha ben pensato di dichiarare fallimento e di rimuovere, poi anche di vendere tutti i macchinari che ora sono in India e sono stati rimontati e riproducono, diciamo, fanno lo stesso lavoro che facevano in Italia, quindi hanno spostato il problema in un'altra parte del mondo. Questa è una cosa inammissibile dal punto di vista della giustizia ambientale e climatica. E continua a inquinare perché gli interventi sono lenti rispetto alle necessità invece di disinquinare il più rapidamente possibile. Basti pensare che in Italia abbiamo circa 42 siti di interesse nazionale, quindi inquinati pesantemente da le attività del passato inquinanti, che ancora sono da bonificare, e in totale, se noi sommiamo gli anni di attesa in questi territori, che le popolazioni aspettano che questi siti vengano disinquinati, siamo arrivati a 10 secoli, cioè un numero stratosferico di anni di attesa messi tutti insieme, che ci fanno capire come non possiamo guardare avanti se prima non risolviamo questi problemi del passato. E lo dico anche, in qualche modo, a quello che è l'industria della moda, che sta facendo grandi passi avanti. Volevo complimentarmi con il lavoro che stanno facendo rispetto alla questione PFAS e salute, anche il mondo della moda che ci raccontava l'ospite precedente, ma è anche molto importante che sul fronte della comunicazione si inizi a raccontare meglio alle persone, ai cittadini, di cosa sono composti. Ma noi la raccontiamo, Presidente, il problema è che qualcuno non ascolta. Lei ha detto il sito non esiste più. Per me esiste perché inquina, anche se non ci sono le macchine, c'è qualcosa che esiste, che è l'inquinamento. Sentiamo come commenta Natascia Calandrino quello che ha sentito. Ecco, Natascia, come commentare? C'è la disponibilità di tante persone di migliorare la qualità della vita. Ecco, ieri ho avuto Plastic Free, che stanno iniziando anche con i bambini queste raccolte. La plastica che ha invaso il mondo, anche noi ne adoperiamo tantissima, dovremmo veramente riflettere, però qualcuno non ascolta, questa è la verità. Si girano da un'altra parte, che andiamo nella luna, ecco, e poi non riusciamo a chiudere e mettere in sicurezza questo sito problematico. Cosa dice Natascia? C'è qualcuno che non ascolta nonostante le tante grida che ci sono per il bene delle comunità? C'è qualcuno che non ascolta anche perché il tema è più complesso di quello che noi immaginiamo. Faccio un esempio su tutti. Abbiamo fatto noi questa cosa di fare i tappi delle bottiglie di plastica che non si staccano dalle bottiglie. Ebbene, questo è un esempio di errore clamoroso dal punto di vista dei policy makers, perché sono due tipi di plastiche diverse,
che si riciclano in maniera diversa, quindi bisogna spendere anche un'energia poi per staccare il tappo dalla bottiglia. Questo per esempio è un esempio su tutte abbastanza eclatante. A proposito di PFAS, noi Comitato Microplastiche abbiamo all'interno il professore Edoardo Puglisi, che è il professore di microbiologia agraria, uno dei più grandi esperti di PFAS o PFAS, io lo chiamo PFAS ma in effetti è PFAS in Italia. E nel convegno che faremo abbiamo una necessità urgente di fare divulgazione di tipo scientifico proprio per far capire le differenze anche in termini di terminologia, scusate la ridondanza, perché dire che un prodotto è compostabile è diverso che non dire che è biodegradabile. Biologico, secondo l'Unione Europea, non vuol dire niente. In questa grande confusione c'è chi ne approfitta. Questo è il tema. Non si può lasciare l'interpretazione o la mancanza di definizione rispetto a temi così importanti. A parte appunto il fatto di poi spostare all'estero attività inquinanti, che come dicevo la stessa cosa nella moda, noi qua in Europa dobbiamo produrre secondo criteri molto rigidi, per fortuna, ma appena ci spostiamo non lo facciamo, non possiamo non farlo e possiamo anche importare quindi prodotti con gradi di tossicità altissimi. E a proposito di amiche per la pelle, ciò che indossiamo è importantissimo per la nostra pelle, perché il contatto con la pelle è l'organo più esteso del nostro corpo. Ciò che noi indossiamo è parte della nostra salute, per cui non è un tema da lasciare indietro come se fosse solo una questione di moda, di qualità, è anche una questione di moda in termini di salute. Natascia, non a caso l'ho invitata proprio in questo contesto dove ho anche Emanuela Tonon. Andiamo a vedere anche le foto che ha mandato Natascia e poi sentiamo anche Emanuela Tonon. Allora, cosa vediamo? Vediamo le foto che così Natascia spiega. Ecco qua, prego. Io non le vedo e quindi non so cosa state guardando. Le vede adesso? Ecco, questo è, devo dire, il mio orgoglio, perché sono riuscita a mettere a punto una collezione fatta da agricoltura, certificata da agricoltura biologica, quindi con un certificato GOTS si chiama, quindi è una moda fatta di tessuto di canapa, e la grande novità è il cucirino. Che cos'è il cucirino? Normalmente noi possiamo prendere i tessuti più sostenibili del mondo, ce ne sono diversi, poi però per cucire i pezzi di tessuto fra di loro si usa il filo da cucito ancora in poliestere, perché è quello che resiste di più. Invece con questa azienda austriaca, che è, devo dire, la madre di tutti diciamo le aziende di sostenibilità, che si chiama Lenzing, abbiamo messo a punto questo cucirino, si chiama fatto in Lyocell Tencel, quindi finalmente un cucirino resistente che può essere utilizzato da tanti produttori di moda oggi come oggi. Non è solo la collezione che ho messo a punto io, l'NVK Fashion, ci sono tanti produttori che possono cambiare il loro modo di costruire il capo scegliendo tessuti e cucendoli con un cucirino che oggi ci dà la possibilità di essere completamente biodegradabile. Se non ci fosse Natascia dovremmo inventarla, a mio avviso, no? Perché veramente ci sta dicendo delle cose che penso faccia piacere a noi a casa, ma anche ai miei ospiti, sia a Emanuela che anche al presidente Laso. Emanuela, cosa vuoi dire a Natascia di quello che hai visto e di quello che hai sentito? Faccio i complimenti, perché sicuramente ci sono tanti problemi, e onore a te che riesci a cercarne e a parlare di tanti problemi, perché sembra sempre che siamo sempre nel nostro piccolo orticello, invece ci sono tante cose purtroppo che non vanno. E mi è piaciuto il discorso della pelle, che noi sappiamo essere, e mi aggancio a questo, l'organo più diffuso, come ha detto Natascia. E ricordo, tra le varie visite di prevenzione, di fare anche le visite ai NEI, perché i NEI sembrano sempre una cosa piccola, tanto non succede niente, e invece il neo a volte può rivelarsi, diciamo, molto pericoloso. Ecco, io volevo ricordare, noi nel mese di ottobre abbiamo fatto molte visite al seno con il dottor Ballestieri, in una giornata abbiamo fatto più di 30 visite a giovani donne che non hanno modo di fare prevenzione perché sono al di fuori diciamo dello screening. Abbiamo fatto 2 giornate di corsi di trucco che sono state bellissime, con un make-up
artist della scuola di Diego Dalla Palma, e anche questo è un momento per dar stimolo alle donne a ritrovare se stesse, e questa è, diciamo, è gioia, è ritrovare quello che mancava a volte anche meglio, diciamo così, perché si capiscono tante cose. Come dico sempre, il tumore ti fa tagliare tanti rami secchi e riesci a mettere in riga tante cose. Volevo parlare un attimo, so che Andrea mi aiuta, di uno spettacolo bellissimo che abbiamo fatto, Il peso delle tette, il 30 di ottobre ad Oderzo. Questo è stato uno spettacolo in anteprima nazionale e adesso sto cercando aiuto e sostegno dai vari sindaci, insomma, per portarlo in giro nelle altre città. Federica Ruggero è una attrice di lavoro che giovanissima prima ha incontrato l'amore e la settimana dopo ha scoperto di avere un tumore al seno. E allora racconta, guarda, mi vengono ancora i brividi, racconta in un monologo, praticamente è da sola a raccontare la sua storia e ti fa pensare, ti fa ridere, ha una ironia fortissima e guarda, avevamo il cinema cristallo pieno di medici dell'ULSS, sia di Conegliano che di Treviso, del CRO, avevamo tantissimi medici, ognuno di loro è rimasto stupito e felice di sentire, come posso dire, il punto di vista di una giovane donna, cosa passa quando arriva, e come la racconta, e parla soprattutto di bellezza, di come è cambiato anche per lei negli anni, perché lei è stata concorrente di Miss Italia, quindi aveva un altro, diciamo, un altro sentore della bellezza, e poi è cambiata nel tempo. E sentirlo raccontare da lei, poi a un certo punto parla del dottor Ballestieri, di come l'ha fatta sentire, che lo salutiamo, ecco. E per questo che chiedo aiuto, guarda, in questi giorni abbiamo appuntamento con un altro comune qua vicino per portare questo messaggio, perché secondo me ha fatto bene tanto anche agli uomini. Molte donne si sono riviste, qualcuna, perché avevamo tantissime pazienti in sala, qualcuna ha riprovato un po' quello che aveva vissuto, però come posso dirti, sempre con allegria, col sorriso. Che è però importante. Ha fatto bene anche agli uomini, secondo me. Deve far bene anche gli uomini, devono capire, devono esporsi di più. Abbiamo Nadia, poi andiamo dal presidente Lazzaro. Vai Nadia, ho pensato a te per il calendario, te lo faccio avere sicuramente, perché tanto Emanuela me li porta sempre uno a te sicuro. Volentieri. Prego. Grazie. Nadia. Grazie. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io sono stata operata il 20 agosto del 2024. Ho fatto la prassi della chemio e l'ho finita aprile 25 e adesso sto facendo l'immunologia. Gli anticorpi praticamente. Dovrei aver finito in altre 2 sedute, dopo si vedrà, perché ogni visita che faccio mi aggiunge sempre qualcosa. Comunque vorrei dire ancora, e mi ripeto, dalla senologia, dal primo impatto che ho avuto fino adesso, sono meravigliosi. Brava. Ho perso i capelli, ricresceranno, mi sono ricresciuti. Brava. Più folti di prima e meglio di prima. Grande Nadia. Brava. Sono rinata. Brava. Comunque fatevi forza e abbiate fiducia dei nostri medici, dei nostri infermieri, tutti quanti, tutti. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te, cara Nadia, avrai il calendario. Allora Lazzaro, presidente Lazzaro, cosa dice di queste donne che sanno rimboccarsi le maniche anche per aiutare, anzi sono loro che cercano anche di far capire all'uomo l'importanza della prevenzione, ma soprattutto un momento terribile perché non si riesce più a capire cosa si mangia, cosa si beve,
beve, c'è un inquinamento che è terribile, abbiamo sentito, voi ce la mettete tutta, ma c'è ancora l'inquinamento del sito, qualcuno non ascolta, bisogna pur che qualcuno intervenga, perché il futuro è nei giovani. Ma cosa lasciamo a questi giovani? Sono i giovani che poi scendono nelle piazze, che manifestano, sono loro, anche per quei diversamente giovani che li condannano. Ecco, dobbiamo attenzionarli molto, sono delicati, sono fragili, devono crescere bene. Prego, Presidente. Beh, di donne che insegnano agli uomini ne abbiamo sempre avuto bisogno e ne avremo sempre di più. Chiedo scusa. Ed è evidente, insomma, ecco, che bisogna fare un percorso tutti insieme per riuscire ad arrivare alla verità. Lo dico perché è molto importante che ci si aiuti tutti a raccontare le cose come stanno, per fare in modo che poi chi deve prendere decisioni le prenda nel senso giusto. Lo dico anche per ricollegarmi a una cosa che ho sentito un po', diciamo, errata rispetto al tema delle bottiglie di plastica e dei tappi, perché quella va raccontata bene come scelta, che è una scelta che non ha cambiato niente per il consumatore e neanche per il modello produttivo di gestione dei rifiuti, quindi non è più energivoro, non è più macchinoso, anzi ha migliorato quella che è la riduzione della dispersione della plastica nei mari e negli oceani. Un dato inequivocabile dalle Nazioni Unite fino ad arrivare alle direttive europee, si chiama SUP, diciamo SUP, la direttiva che ci ha chiesto di agire in questo senso, perché il rifiuto principalmente che si trovava su spiagge e oceani e mari è quello che viene dai piccoli rifiuti di plastica del prodotti usa e getta, come sono le bottiglie di plastica. Averli uniti, quindi tenuti insieme, ha reso molto più agevole, diciamo, dal punto di vista della dispersione, la gestione del rifiuto, e quindi non li troviamo o li troveremo sempre meno, perché purtroppo si trovano ancora in ambiente, e vengono gestiti in maniera ottimale da chi si occupa dell'attività di riciclo e dalla tecnologia che oggi, diciamo, a livelli innovativi importanti, che è in grado, senza cambiamenti alcuni, di gestire quel rifiuto. E questo dobbiamo farlo per tutte quelle che sono le problematiche, come fanno le mamme no PFAS per quanto riguarda raccontare la verità, perché per decenni nessuno ci ha detto che questi prodotti inquinanti venivano utilizzati nelle più svariate produzioni, anche quella, diciamo, degli abiti e quindi quella del tessile che noi quotidianamente indossiamo. E quindi ecco, un racconto concreto da parte di tutti, delle donne in primis, di chi si occupa di moda, da chi si occupa di prodotti e di vendita di questi prodotti, anche di altro genere, perché i PFAS purtroppo sono dappertutto. Un giusto racconto, una giusta narrazione aiuta il consumatore poi a orientarsi verso quelli che sono. Mi scusi, Presidente Lazzaro, lei ha detto purtroppo i PFAS ci sono dappertutto. Presidente, mi sente? Devo correre perché sa che il tempo è tiranno. Certo, lei ha detto purtroppo i PFAS ci sono dappertutto, ma mi scusi, chi è che doveva controllare prima? Perché è facile dire dopo, quando il danno è stato fatto a livello mondiale. Ma allora io mi domando, c'è qualcuno che vuole veramente il male delle comunità, il male di tutte queste persone? Ma come si fa a mettere nel mercato prodotti così nocivi? Ma si continua, è là il grande problema, Presidente, che si continua a produrre nocivi. Io ieri, non mi ricordo se l'altro ieri, mi hanno mandato un video di pesticidi, di queste assurdità che continuano a mettere per vendere sempre di più. Hanno tolto la biodiversità per fare la monocultura, non c'è più niente. Ma chi è che deve controllare? Perché noi non ce la facciamo mica. Noi deleghiamo persone che dovrebbero controllare, pagate da noi, ma dove sono questi controlli? E non ci sono i soldi, e non ci sono le persone, e c'è una politica che va in maniera diversa. Ma allora noi cosa facciamo? Noi dobbiamo subire, dopo queste mamme vanno all'ONU, vanno in giro per il mondo per dire ma cosa sta succedendo nel nostro sangue. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, poi continuiamo. Vai Vladimiro. Grazie Maria, già vado velocissimo. Devo dire due cose al tuo ospite lì in studio. La prima, che è la più seria, no? Che ho letto che nel giorno in cui qua in Italia verrà messa una signora, una donna, no? A capo dei servizi segreti, cioè degli agenti segreti, la signora diventerà l'agente 00 tette. È una battuta. Due, vorrei ringraziarla alla signora, no? Per l'impegno che mette, e anche perché ha detto che 00 tette è una battuta, è collegata a 007.
e che quando ha detto che anche noi altri uomini dovessimo fare... Sì, appunto, anche a quelle battute che non è per niente simpatiche. Grazie Vladimiro, aspetta ti faccio rispondere con tanti ospiti. Rispondi, poi andiamo da Luigi Lazzaro. Sai che non ho capito solo 006, tette, non ho capito. Non ho capito quello che ha detto. Allora andiamo da Luigi Lazzaro, prego Lazzaro. Allora Presidente, ecco, questi controlli che dovrebbero essere stati fatti, noi abbiamo sempre avuto persone che dovevano fare questo lavoro, però i furbetti ci sono sempre, che riescono a superare i controlli, ecco, le leggi che vengono deviate. Prego Presidente. Ma guardi, intanto attenzione a dire, no, che diciamo, qualcuno vuole farci del male, perché la chimica in qualche modo, come questi prodotti, ci hanno aiutato, diciamo, a essere quello che siamo oggi, no? Questa società che purtroppo però è basata su troppo consumo, e quindi forse c'è una disattenzione a un utilizzo spropositato di qualcosa che invece potrebbe essere utile. Basti pensare che i PFAS si usano anche in medicina, ad esempio per gli stealth e per i bypass, per cui magari quell'uso è un uso di cui oggi non possiamo fare a meno e garantisce alle persone di sopravvivere, no? Di avere qualcosa che è utile, però forse l'abuso che si è fatto invece in altri settori, quello andrebbe un po' controllato, e poi bisogna anche essere consapevoli che questi prodotti la chimica viene immessa, diciamo, nelle nostre vite, nella quotidianità, con prodotti nuovi ogni anno, almeno 1, 2, 3 prodotti nuovi ogni anno, che poi devono essere passati, diciamo, alle normative che arrivano sempre dopo. Ecco allora che non è il problema di chi è controllato, ma di chi decide, perché controllare si controlla a valle, mentre autorizzare e garantire che questi prodotti possano entrare, diciamo, nella nostra quotidianità lo fa qualcuno che, diciamo, ha in mano le redini della politica decisoria. I controlli, quando si fanno poi a valle, certo servono, bisogna farli, però si fanno sempre, come dire, a cancelli aperti e bue scappati. Noi diciamo che invece vanno fatti prima, e quindi queste molecole devono essere in qualche modo vietate, ridotte, utilizzate solo quelle che sono necessarie, e dove sono in surplus, come torno a dire, diciamo, ad esempio nella moda, dove se ne può fare a meno sostituendole con altri prodotti innovativi, e ci ha dimostrato prima, diciamo, che ci sono altri materiali, l'ospite collegata, che si possono utilizzare e si possono valorizzare. Ecco allora che bisogna virare in quella decisione e raccontarlo ai cittadini, perché anche noi facciamo la nostra parte come popolo, come persone, e possiamo orientare il mercato e non acquistare più prodotti che, diciamo, hanno prodotti inquinanti al loro interno, e far capire a chi decide che forse deve velocizzarsi un po'. Ecco, non possiamo aspettare di scoprire le cose quando poi sono accadute. Appunto, come il ritiro dei prodotti, prima li mangi, poi li ritirano. Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io volevo darti una notizia, Mirella. Allora, ho trovato la parrucca, sai che ti dicevo, di capelli veri. Solo che in questo momento sono un po' presa con mio marito, che ha un po' di problemini di salute. Allora spero per Natale di mandartela bella, Grazie. Pulita, preparata. E la darò. E che possa servire a qualcuno. Sì, tu sai che andrà a finire bene. Ecco, sì, volevo solo dirtelo perché... Grazie Sandra. Grazie di cuore Sandra, e daremo alla nostra Stefania Tosato, che sei stata... Sì, perché... Ecco, grazie Sandra. Allora andiamo da Natascia Calandrino Van Cliff a sentire, ecco, come commenta quello che ha sentito anche da parte del Presidente Luigi Lazzaro di Lega Ambiente. Prego Natascia. Allora, la sostanza è che è il problema proprio della comunicazione riguardo ai dati scientifici. Io ho citato uno studio dell'Università Statale quando ho citato questa cosa dei tappi di plastica, che sono di diversa natura. Poi è vero che poi va fatta una valutazione sul fatto che il tappo che non si disperde può essere un vantaggio, però ecco, quando si dice confusione nel mondo della comunicazione, è perché bisognerebbe sempre intanto andare a vedere gli studi scientifici, ed è il motivo per cui noi abbiamo fatto come Comitato Microplastiche insieme al Comune di Milano, nuovamente ci sarà un congresso durante la stagione delle Olimpiadi all'Acquario Civico, ed era il motivo per cui avete visto quelle immagini precedenti, dove si farà un punto sulla divulgazione scientifica. Invito anche i policy makers, anche gli attori che sono ben strutturati nel mondo della sostenibilità, come il dottor Lazzaro, a seguire questo punto della divulgazione scientifica, proprio perché ci sono, diciamo, risultati freschi riguardo appunto a quelle che sono le risultanze nel mondo
della plastica nel mondo poi della gestione successiva. Per esempio ci sarà anche Alessandro Daneo che ci racconta che dalla micro e dalla nanoplastica si potrà ricavare il biometano, cosa che è una novità assoluta che stanno facendo in Cina. Però bisogna appunto avere, diciamo, nel tema della divulgazione bisogna essere molto attenti e molto scientifici e seguire, diciamo, chi fa questo dalla mattina alla sera. Natascia, mi sembra che in Cina si abbiano fatti passi da gigante per quanto riguarda l'inquinamento, però nessuno lo dice, mettono dentro la Cina anche sui paesi che inquinano di più, invece non è così. Ecco, è la comunicazione, ecco qua, che comunicazione arriva, che l'India è una cosa e la Cina è un'altra. Prego Natascia. No, appunto, il fatto che l'Università di Shanghai abbia scoperto che bruciando le plastiche possiamo ottenere il biometano, per me è una notizia straordinaria, perché il riciclo delle plastiche purtroppo ha un grosso inconveniente, perché tutto ciò che viene, diciamo, trattato ad alta temperatura diventa più fragile, più friabile, quindi si trasforma in micro e nanoplastiche, che in questo momento per noi sono la cosa più in assoluto pericolosa, perché noi abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto diversi virus a livello di storia mondiale della sanità, ma sono passati perché abbiamo avuto organismi in grado di affrontare questi virus e a debellarli. La microplastica, noi nel corpo si forma e queste molecole di micro e nanoplastica entrano nelle cellule. Questo è un meccanismo che ha spiegato molto bene con i soldi del PNRR il professor Finizza dell'Università Statale, e ha fatto addirittura un video dove si vede come la cellula, per questo meccanismo che si chiama apoptosi, ingloba quindi la nanoplastica e la microplastica, entra nella cellula e la cellula si suicida perché non riconosce, noi non abbiamo gli strumenti per poterci difendere dalla microplastica, per cui questo per il momento è un problema che non è stato risolto. Meno plastica nell'ambiente meglio è, però ovviamente la plastica ha i suoi vantaggi, bisogna capire, un computer non potremo mai farlo di legno o di metallo, dovremo sempre farlo di plastica, idem i nostri cellulari. Dove si può intervenire è su tutto l'usa e getta. Presidente Lazzaro, devo correre naturalmente, prego Presidente, come commenta quello che ha detto Natascia Calandrino-Van Cliff, prego. Beh, siamo d'accordo che la scienza deve guidare quelle che sono le scelte e le decisioni della politica, che bisogna sempre restare aggiornati perché la ricerca, l'innovazione fa grandi passi da gigante continuamente e quindi bisogna rimanere aggiornati. Certo che poi, diciamo, il valore della comunicazione corretta rispetto a quello che si sente è importante, diciamo, che sia riportato alle persone che ci ascoltano e che ascoltano in generale quello che poi appunto policy maker, associazioni, ma anche addetti del settore che hanno una credibilità importante raccontano. Su questa cosa delle plastiche e microplastiche che possono produrre biogas e biometano penso sia una cosa molto importante. Immagino che non sia la combustione ma sia l'anaerobiosi, cioè il fatto che in assenza di combustione si possa gestire con la digestione anaerobica anche delle plastiche e microplastiche la produzione di gas e biometano, che viceversa sarebbe impossibile bruciandole, perché con quello si farebbe energia termica, energia elettrica, insomma cosa che si fa già oggi e che non è così sano dal punto di vista ambientale. Però ecco, sempre a disposizione, volentieri cercherò di seguire questi lavori come cerchiamo di seguire tutti i lavori del mondo accademico-scientifico, che ha tanto da insegnarci, e dobbiamo sempre avere tante orecchie aperte per capire quello che ci viene detto e riuscire a trasformarlo poi in azione collettiva. Allora, la comunicazione, Manuela Tonon, è quella che io ho sentito anche da un senologo, il quale ha detto che hanno scoperto che purtroppo la pillola del giorno dopo, molto frequente nelle ragazze giovani, ha causato questo tumore al seno in età molto giovanile. Queste ragazze, nel momento che l'hanno saputo che la pillola può aver causato questo problema enorme, nessuno ci diceva niente, nessuno ci ha mai detto niente della pericolosità di questa pillola. Allora cosa si deve fare? Perché a questo punto c'è qualcosa che non torna nei conti, ecco, la comunicazione, che prima parte appunto da questi medici che hanno scoperto che purtroppo l'ha detto, ecco, un importante senologo, che hanno rilevato che la pillola nelle ragazze molto giovani può causare, questa pillola facile da prendere così veloce, così
però poi le conseguenze sono terribili. Prego. Manca un po' di base prima, perché gli strumenti per evitare ci sono, e ne parliamo da tanti anni. Presumo che adesso, in epoca di cellulare, adesso sanno tutto, però magari certe cose, le cose semplici, basilari, non le sanno. Sicuramente può aver dato dei problemi. Io stessa avevo fatto delle terapie ormonali e mi ricordo sul tempo, ma è stato quello, non è stato quello. Io ho atteso mia figlia a 15 anni, ho fatto delle terapie ormonali, poi è arrivata naturalmente, e mi ricordo che il ginecologo mi ha detto può essere, ma non siamo sicuri, però in ogni caso lei ha sua figlia adesso, e quindi io ringrazio comunque. Può essere, ma probabilmente gli anni scorsi erano diversi da, diciamo, anche le dosi adesso insomma anche sono diverse. Sicuramente questa di cui parli tu magari è un problema un po', sì. perché che si può comunque... L'ha detto un addetto ai lavori pubblicamente, comunque, era seduto dove sei seduta tu, perciò penso che sia vero. E quello si può evitare, esatto. Perché insomma anche il discorso dei figli, di non poter avere figli, è un problema anche quello che sicuramente avrai trattato. E io, se posso, solo un secondo, volevo lanciare l'ennesimo appello alle donne di fare prevenzione, non ricordarsi solo in ottobre perché si fa tutto l'anno, ricordarsi anche le ragazze giovani, e anche per gli uomini, visto che loro si dimenticano, novembre è il mese della prevenzione, quindi anche ai signori uomini diciamo di andare dall'andrologo e a fare la visita, insomma dai 45 ai 50 anni una visitina ci sta bene, insomma, ecco, anche prima, perché sentivo anche l'altro giorno che ci sono tanti ragazzi che arrivano, guarda, proprio un medico, che arrivano anche a 30 anni, magari decidono di mettere su famiglia e non hanno mai fatto una visita andrologica che sarebbe necessaria, come le donne fanno la visita ginecologica, insomma a 15-18 anni, ecco. E comprate il calendario, seguiteci su Amiche per la Pelle, seguiteci su Facebook, ne mandiamo uno anche a Natascia e uno al presidente Lazzaro, ecco, poi io ti do i riferimenti così glieli mandiamo. Ecco. Anna da Treviso, vai Anna. Ciao Mirella, eccomi qua. Ciao, come Ciao. stai? Non bene, infatti te l'ho fatto sapere, no, che non potevo venire o sentirti ancora, ma la storia sarebbe troppo lunga. Ma ho 2 messaggi che devono per forza passare attraverso te, che non riguardano solo me ma anche altri. Liste di attesa. Io sono stufa di sentire balle e balle, perché le famose liste di galleggiamento stanno diventando una cosa ridicola di più. Ti do 2 dati. Io su prescrizione del cardiologo del 7 di aprile, scadenza 60 giorni, quindi 7 di giugno, per un elettrocardiogramma sotto sforzo, perché avevo fatto quello normale, la visita, elettrocardiogramma sotto sforzo, chiamano loro, tu capisci che sono passati questi mesi, e in più ho 3 solleciti fatti addirittura con l'URP, neanche una piega, e ancora stamattina neanche una piega. Chiamo il CUP e dice posti non ce ne sono, chiamo altri 2 uffici interessati alla cosa, i telefoni non funzionano, e questo vale per questa cosa e per altro. E quindi che la smettano di dire che hanno smaltito liste di attesa, ti mettono nei famosi galleggiamenti che sono una cosa straridicola, i centralini che non rispondono o cambiano orari di ricevimento. Un punto, non voglio dilungarmi, tutto il resto Mirella un giorno te la racconterò, è lunga anche. Ciao Anna cara. Un abbraccio grande, ma ti chiamo Anna, lascia il numero perché non mi ricordo più dove l'ho messo, perciò lascialo ancora che lo troviamo, poi ti chiamo. Certo che quello che sento, che ho sentito anche ieri, questo abbandono delle fragilità
vengono dimessi da questi ospedali, curate benissimo come si parlava prima all'interno degli ospedali, però dopo quando vai a casa c'è la solitudine, soprattutto l'abbandono di queste creature che non riescono a pagare le visite, che non riescono a pagare anche questi presidi, queste cose molto importanti. Ieri ne ho sentito una che è veramente una donna col marito anche con problemi, veramente non so dove qualcuno voglia parare. E grazie che c'è il mondo del volontariato, dell'associazionismo, qui c'è una rappresentante molto importante che hanno capito l'importanza invece di aiutare le fragilità, specialmente con patologie molto gravi. Anna, mi informerò e ti farò sapere, perché non è neanche corretto, ecco, sentire una cosa, poi Anna dice la verità è un'altra, perciò ti garantisco che mi informerò. Allora sentiamo come ci saluta Natascia Calandrino Van Cliff, stilista green. Come ci saluta Natascia? Cosa vuole dire? Intanto vi invito a seguire i lavori appunto del congresso, prossimo congresso sulle microplastiche, vi farò sapere il giorno esatto, sarà possibile seguirlo anche in streaming, sarà presso l'Acquario di Milano con il Comune di Milano che ci ospita, perché ricordiamoci che l'Acquario Civico di Milano è una stazione idrobiologica e nasce negli anni 30 come stazione di studio per l'allevamento dei pesci ai fini dell'alimentazione. Poi oggi vediamo i pesci che piacciono tanto ai bambini, però è un centro di ricerca, motivo per cui siamo andati lì e molto volentieri ci ospitano, noi ne siamo felici. All'interno di questo congresso si parlerà anche di biochar, visto che il nostro è un paese agricolo e il biochar è un emendante che viene utilizzato in agricoltura, che pare che abbia dei buoni sviluppi anche dal punto di vista del contenimento sulle microplastiche. No, ma aspetta Natascia, io ho presentato un progetto in regione proprio con l'acquaponica per far capire l'importanza di questa cultura, che poi abbiamo visto qui a Crocetta del Montello, questo ragazzo che è andato in Australia e ha portato a casa questa cosa, le vicissitudini, ma è riuscito a partire, e devo dire la verità che mi ha impressionato quello che ho visto, questa bellissima verdura fantastica, senza nessun pesticida, senza niente, risparmio di energia. Progetto bocciato, Natascia, progetto bocciato, vai che vai bene. No, perché bisogna dire anche le cose come stanno, non è che non si voglia fare, il problema è che ti mettono dei paletti dove invece dovrebbero supportare, e per non parlare dei bandi regionali, sono difficilissimi, complicatissimi, ma lo fanno proprio per fermarti, è logico, certo. Se fanno le cose facili, allora come va? Scusa Natascia, ma lo devo dire, visto che ha raccontato di questa cosa, io ho cercato di farla gli orti sociali dello Storge e mi hanno segato in pieno, va detto, e va ecco, prego Natascia. No, io sulla questione del consumo di acqua, l'idroponica, nella collezione NBK Fashion che ho messo a punto utilizzo il cotone di Jarre proprio perché è coltivato con un metodo che assomiglia all'idroponica e consuma poca acqua, perché ricordiamoci che la maglietta in cotone, che viene sbandierata spesso come la maglietta sostenibile per eccellenza, consuma 2000 litri d'acqua per essere realizzata di media, per cui bisogna stare attenti. Il cotone deve essere un cotone organico, che ad oggi invece rappresenta lo 0,5 del mercato del cotone, per cui siamo sempre lì, vanno studiati bene tutti i meccanismi di sostenibilità e di impatto sull'ambiente, perché tu puoi essere magari a basso costo energetico però ad altissimo costo in termini di consumo d'acqua, quindi quando si dice uno studio scientifico si devono tenere in considerazione tutti gli aspetti. Anche l'energia, perché con l'acquaponica si risparmia anche energia, si risparmia tantissimo, però capite che qualcuno si gira dall'altra parte. Comunque io ringrazio l'azienda Moretto di Crocetta del Montello, anzi chiedo a Natascia se avrà occasione di venire, di andarla a vedere cosa è riuscito a fare questo ragazzo giovane con la moglie, e sono riusciti dopo tanti sforzi e l'aiuto della famiglia a mettere in piedi questa azienda fantastica. Grazie. Sentiamo come ci saluta Luigi Lazzaro, Presidente Lega Ambiente. Grazie Luigi, Presidente, come ci saluta? Grazie a voi, vi saluto con un appello a tutti di informarsi criticamente sempre sui temi ambientali, informarsi sulla salute, come ci è stato ricordato, individuale nostra, che poi è tutto interconnesso, come sta anche il pianeta e il mondo intorno a noi, e quindi come viviamo, come mangiamo,
come ci vestiamo, come respiriamo, ricade poi su come stiamo come persone, anche con le malattie purtroppo che poi dobbiamo curare e affrontare. Quindi sosteniamo chi fa informazione corretta, sosteniamo chi ricerca le informazioni, sosteniamo chi fa associazionismo come la signora in studio, per tutelare e aiutare le persone che poi soffrono o stanno male. Grazie Presidente, sentiamo come ci saluta Manuela Tonon, Presidente Amiche per la Pelle. Io saluto tutte e faccio gli auguri, come anche a quella signora, a chi sta in questo momento combattendo. E se avete bisogno noi ci siamo, ci trovate su Facebook, ci trovate sul sito, e per quello che possiamo noi siamo presenti. Volevo dire che da gennaio avremo, oltre al dottor Casteller che abbiamo sempre in studio il sabato, avremo una giovane psicologa che è a disposizione per proprio l'accoglienza, perché a volte sai, all'inizio quando sei confusa, quando ti arriva la diagnosi, hai bisogno solo di parlare, ma è tanto il parlare, hai proprio bisogno di buttare fuori. E avremo tra noi a breve Elena, e ci darà una grande mano. Ecco. Grazie anche a Manuela Tonon, Presidente Amiche per la Pelle, grazie a tutti voi. Pubblicità. È da un po' di giorni che il banco a fianco al mio è vuoto. Prima c'era Marco. Ho aspettato un po'. Ogni mattina speravo di trovare Marco al suo posto. Ma è passato tanto tempo e il suo banco continua ad essere vuoto. Allora ho chiesto alla maestra Claudia dove era Marco e quando sarebbe tornato a scuola. La maestra mi ha preso per mano e mi ha detto: vieni con me, Giulia, andiamo a trovare Marco. Ti porterò nella casa di Abeo, un luogo speciale dove i grandi si prendono cura dei piccoli che non stanno bene, in modo che presto possano tornare a scuola. Insieme ad Abeo, nessuno rimane solo. E ringrazio veramente il dottor Vincenzi, Guido Vincenzi, Presidente Associazione Bambino Omopatico Oncologico, di essere qui con noi, collegato da Verona. Grazie veramente dottor Vincenzi anche per questo video. Saluto anche Gabriele Clima, scrittore e formatore. Ecco, sentiremo anche lui, ecco, questi romanzi, sviluppo della rabbia, ecco, cos'è la rabbia, tante cose. Allora, dottor Vincenzi, cosa ci vuole raccontare? Com'è la situazione, ecco, rispetto a queste fragilità, a queste famiglie, all'aiuto che si può dare? Ecco, cosa vede lei? Prego, dottor Vincenzi. Il nostro servizio penso che sia un servizio molto importante, si basa sul volontariato. Abbiamo un piccolo esercito di volontari i quali
sono i primi che conferiscono cosa? Conferiscono il loro tempo, soprattutto il loro cuore, mettendo a disposizione di queste famiglie, di questi bambini che purtroppo vengono travolti da queste diagnosi terribili, mettono a disposizione il loro tempo e cerchiamo di fare tutto quello che è possibile. Prima cosa l'accoglienza, perché quando ricevono queste notizie purtroppo vanno spesso in crisi. Abbiamo questo esercito di volontari che sono circa 300, 28 operano in reparto. Come associazione cerchiamo di dare tutta la possibile assistenza, da assistenza psicologica, come avete visto nel filmato anche Ti accompagno io, un servizio che mettiamo a disposizione delle famiglie perché vengano accompagnate in tutta sicurezza in ospedale per le chemioterapie o per le cure del caso. E diciamo che la nostra forza sta appunto in questo esercito che si prende cura di queste situazioni in cui pensiamo che quando parliamo di bambini parliamo di coppie giovani, di genitori giovani, i quali non hanno ancora magari una stabilità finanziaria o via dicendo e che si trovano ad affrontare delle situazioni impreviste e imprevedibili. Un report pubblicato in ottobre, il primo report che è stato fatto dalle associazioni di oncoematologia, hanno stimato in 37.400 euro i costi occulti per una famiglia che viene travolta da questa situazione. 37.000 costi annui dati da perdite di ore di lavoro, da trasferte, farmaci che non vengono riconosciuti dal servizio sanitario. Noi cerchiamo di fare tutto il possibile per aiutarli in queste situazioni. Ad esempio l'anno scorso a novembre, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato 4 alloggi che mettiamo a disposizione di queste famiglie per cercare di andare incontro proprio coi costi, perché magari queste mamme generalmente devono fermarsi anche 6 o 7 mesi per assistere i loro bambini in reparto. Quindi capite quante possono essere le sfumature, le cose a cui dobbiamo far fronte in queste necessità, insomma, ecco, che travolgono veramente questi giovani. Una cosa importantissima che facciamo è il nostro servizio di assistenza psicologica. Noi abbiamo 3 psicologi che lavorano in corsia, lavorano qui presso la nostra sede, fanno anche assistenza esterna perché abbiamo sviluppato quest'anno, siamo già a circa 1500 colloqui, quindi vi lascio immaginare la necessità e la richiesta che c'è. Sì. E poi dobbiamo fare questo anche fuori perché questi bambini che poi magari rientrano nella società dopo essere stati un pochino esclusi per un po' di tempo, bisogna anche accompagnarli un po' a scuola perché le maestre preparino anche la classe a ricevere magari un bambino che ritorna dopo un po' E di ha fatto tempo. bene a dirlo, dottor Vincenzi, perché là è il grande dramma, il dramma di sentirti isolato, di non avere l'inclusione, è molto importante. Io sono dell'avviso, dottor Vincenzi, che i bambini capiscono molto di più di quello che pensiamo, basta spiegare a loro hanno bisogno di capire, tanto è vero che da piccoli iniziano a chiedere perché sono curiosi, se tu spieghi loro capiscono, è l'adulto ormai, il genitore che deve capire, che deve fare il genitore spiegando i motivi del sì e del no, il perché di quel comportamento. Sentiamo Gabriele Clima, questo scrittore, formatore, questi romanzi, sviluppo della rabbia, la rabbia ti assale quando non vieni ascoltato, quando non hai risposte, quando i problemi veramente ti soffocano. Cosa vede lei, Clima? Com'è la situazione invece da parte di uno scrittore? Prego. La situazione è di una rabbia sempre più dilagante, sempre più viscerale, perché sono tante le cose che non si capiscono, come dice giustamente lei, sono tante le cose che devono essere capite perché i ragazzi, sia i bambini che i ragazzi, in modalità diverse, con manifestazioni diverse, chiedono di capire. Ora, la letteratura, io faccio letteratura per ragazzi
prevalentemente per ragazzi, perché mi interessa proprio lavorare insieme a loro, entro anche nelle scuole, discuto insieme a loro, a partire dalla lettura di un mio libro, tiriamo fuori quelle che sono le dinamiche profonde, come nasce la rabbia per esempio, come si sviluppa, come si articola, da dove nasce e dove può arrivare, perché ci sono vari modi di esternare la rabbia. C'è un modo distruttivo che è quello che purtroppo leggiamo sui giornali ogni giorno, e c'è quello invece costruttivo. Ora, i ragazzi mi chiedono: ma come fa la rabbia a essere costruttiva, a costruire qualcosa? Se ci hanno sempre detto che la rabbia è una brutta cosa, una cosa da reprimere, da nascondere, da soffocare. Purtroppo proprio soffocando la rabbia si alimenta questa incontrollabilità. La rabbia deve essere analizzata, vissuta nel profondo, capita. Abbiamo paura ovviamente di rapportarci a una cosa che esplode in maniera così animalesca, però se la guardiamo un po' da vicino, se la guardiamo dentro, per esempio attraverso la lettura di un libro per ragazzi scritto appositamente per loro, quindi che rintraccia le loro dinamiche rabbiose che sono diverse da quelle adulte, beh, questo è un aiuto enorme per cominciare a parlare di rabbia con i ragazzi. Che tipo di rabbia è la mia? Perché si articola così? C'è una alternativa? Posso, anziché spaccare tutto, usare questa rabbia e metterla a profitto, metterla al progetto per cambiare la cosa che in realtà volevo distruggere? Ecco, questo è un po' il lavoro che faccio. Ha fatto bene a spiegarlo Clima. Vediamo anche le foto che ha mandato il professor Clima, che sono molto importanti per capire appunto il lavoro importante che sta facendo con questi ragazzi che chiedono, che vogliono risposte, che amano il dialogo che non c'è. Perché si sono così chiusi? Perché nessuno li ha ascoltati e adesso fanno fatica ad aprirsi, perché bisogna vedere chi chiede qualcosa a questi ragazzi, come glielo chiede, come li guarda. Guardate che per questi ragazzi basta un battito di ciglia per loro per capire chi hanno di fronte. Ricordatevelo, hanno una sensibilità e una capacità di capire chi hanno di fronte che è impressionante. Sbaglio? È così, professor Clima? È esattamente così, mi fa molto piacere che sia di questo avviso, perché i ragazzi non solo non vedono l'ora di essere ascoltati, ma non vedono l'ora di raccontarsi, e noi adulti solitamente non gliene diamo l'opportunità. Pensi che un ragazzo, mi ricordo qualche anno fa, aveva letto La stanza del lupo, uno dei libri che avete proiettato adesso, mi ha detto durante un incontro: io vado solo dove i miei libri sono già stati letti, altrimenti il lavoro che voglio fare è inutile. Mi ha detto: sai che dal tuo libro mi sono sentito capito. Sentirsi capiti da un libro che fondamentalmente è un monologo, che non conosce il lettore, l'ascoltatore, è tanta roba, come direbbero loro, perché evidentemente in quel libro c'è qualcosa che loro rintracciano di se stessi, e il libro a questo punto diventa una guida per scenari alternativi, per elaborare, per guardare come è fatta la loro rabbia dentro, è una sorta di specchio che permette loro di esprimersi finalmente e di sentirsi, lei prima col dottor Vincenzi parlava di sentirsi meno soli, è uno degli aspetti che permette la letteratura per ragazzi. Allora, professor Clima, io racconto spesso quello che faccio, io delle volte esagero, ma sono fatta così, perché ho anche il coraggio di sedermi a fianco di quei ragazzi emarginati, quelli che invece quando li vedono passano da un'altra parte e chissà cosa mi faranno. È vero che delle volte oso troppo, però sento molto, ecco, il momento se mi devo sedere o no. Ecco, guardo me stessa e dico: vai a sederti, e non sbaglio quasi sempre, poche volte ho avuto problemi. E la prima cosa, quando guardo questi ragazzi, li guardo molto negli occhi, io guardo spesso, mi siedo spesso con loro, li fisso molto e questo li turba. Vedo che si emozionano e la prima cosa che vedo che pensano: ma questa qua cosa ci fa qua? Ma cosa vuole? Droga? Che cavolo vuole questa qua? Tutti li evitano, questa si siede. E poi la frase che loro mi dicono, io dico: cos'è la tua disperazione, la tua roba? È tanta roba, mi dicono. Ci vorrebbe chissà quanto tempo per raccontarla. Beh, inizio, dico: ma tu chi sei? Ecco qua che iniziano a domandare: perché sei qui? Perché mi sfidi? Perché cosa fai con questa sfida? Invece non è la sfida, è che non riesco a capire perché devo avere paura di un ragazzino di 14 anni.
Perché devo aver paura? Devo presentarmi con la paura. Ecco, io devo presentarmi come sono, chi sono, poi vediamo lui come reagisce. E soprattutto questi occhi che quando io li fisso si abbassano, non hanno coraggio di guardarmi. Poi un po' alla volta, se riesco a farli parlare, beh, non è mica facile, sapete, guardate che sono dei percorsi, non so cosa mi invento delle volte che vado a fare ste robe, però sono così, professor Clima, non c'è niente da fare. E poi vedo la fiducia invece che loro mi proteggono. Quando li vedo, per caso li incontro, gli stessi ragazzi mi dicono: tutto ok? Problemi? No, dico io, ci mancherebbe. Capite che loro capiscono che di fronte a una persona che non li giudica ma vuole capire. Ecco, questo forse dobbiamo far capire ai soloni della politica, professor Clima, che stanno cercando di tutto, anche con gli esempi che stanno dando, di far montare questa rabbia. Ecco, perché forse questa rabbia dividi e ti impera. Prego, professor Clima, poi sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Vincenzi. Prego. Sì, credo che sia esattamente così, o per un disegno programmatico o per mancanza di visione prospettica, di fatto è il divide et impera. Far, come dire, solleticare la rabbia dell'elettorato è sempre un buon modo per far sfogare la rabbia di un cittadino, e tanti ne abbiamo, e dirigerlo verso ovviamente questa o quella parte politica. Però al di là della politica, lei ha toccato un tasto assolutamente intelligente, necessario e per niente scontato, perché i ragazzi abbassano lo sguardo, è vero, quando si entra in contatto con loro, poi pian piano lo rialzano perché capiscono due cose. Primo, che tu sei sincero con loro, non ti nascondi, e da scrittore per ragazzi io cerco innanzitutto di essere sincero nei miei libri. La rabbia che racconto è la mia stessa rabbia di quando ero adolescente. Molti episodi narrati nei libri, in La stanza del lupo per esempio, sono derivati dalla mia stessa vita, quindi io mi metto a nudo davanti ai ragazzi e poi capiscono una seconda cosa, che quello che io sto dando loro in quel momento non è solo ascolto, è relazione, esattamente quello che da lei quando si siede accanto a un ragazzo e lo fissa negli occhi. A questa relazione non sono abituati i ragazzi, perché noi adulti non gliela diamo, solitamente non gliela diamo. Occorrerebbe ricominciare a guardare i ragazzi negli occhi, o le persone adulte, perché fra noi adulti facciamo la stessa cosa, guardarsi negli occhi, entrare in relazione. E allora ricomincia una risonanza che poi porta a tutto il resto. Sentiamo cosa ne pensa il dottor Guido Vincenzi, questi bambini. Ecco, io purtroppo ho frequentato questi ospedali dove ci sono queste creature e veramente ho visto delle cose pazzesche, come reagiscono alla malattia queste creature, ai bambini Gesù che ti prendono la mano e ti portano a vedere i disegni. Vieni a vedere, ecco che bello che è il posto, e questo posto conduce alla sala operatoria, ma loro la vivono in maniera diversa perché qualcuno ha capito che il colore è fondamentale in questi posti. Il bambino ha bisogno di colore, il bambino non capisce quanto grave è la sua malattia, il bambino vive la malattia, ma sei tu che devi fargliela vivere nel modo migliore. Poi arriva il dolore, lo so anch'io, ma con la febbre alta voi dovreste vedere queste creature, l'agilità, la voglia di vivere che hanno, di lottare soprattutto. Questo dobbiamo capire e stare vicini alle famiglie, ecco, supportare le famiglie. Quello non si sta facendo, dottor Vincenzi, mi dispiace, ma a parte le associazioni come la sua c'è il vuoto assoluto, è la solitudine che è terribile. Prego, dottor Vincenzi. Sono perfettamente d'accordo. Guardi, noi la cosa che vediamo, noi abbiamo bambini un po' di tutte le età, cioè da 1 anno ai 18 anni, con ovviamente i bambini più piccoli è un rapporto più che basato sull'affetto, sulla vicinanza, sul stargli vicino, sul fargli vedere magari la mamma che non piange, nello stimolare la mamma a comunicare con suo figlio nonostante tutto quello questo mondo che si sente che gli cade addosso. Gli adolescenti sono molto difficili, invece quelli cominciano a dire: ma perché a me, ma perché sono molto critici per quello che gli è successo, sono critici con tutto quello che gli sta attorno. Su questa cosa noi abbiamo tanti volontari che vorrebbero
partecipare un po' alle nostre iniziative. Entrare in reparto però è molto difficile, proprio per questo il servizio dei nostri psicologi è rivolto anche molto ai volontari, perché i volontari che entrano a contatto con queste situazioni devono essere preparati e formati. Non è una cosa che si affronta così facilmente. Vediamo anche le foto dalla regia che ha mandato il dottor Vincenzi, per cortesia, che le commentiamo, che sono importanti. La foto è importante, riesce a trasmettere quello che fa l'associazione, chi è che aiuta. Ecco qua, prego dottor Vincenzi. L'ambiente deve essere chiaramente un po' giocoso, noi cerchiamo di portare anche iniziative per non farli sentire soli, con altre associazioni che collaborano con noi, dai clown a chi fa, cerchiamo di fare, non so, delle attività tipo la musicoterapia, la fotografia, ecco. E qui vediamo i nostri volontari che passano le giornate a giocare con loro, perché non è facile pensare di essere reclusi in una stanza di ospedale per 6-7 mesi, sarebbe difficilissimo per chiunque, quindi bisogna essere molto vicini a loro, alle loro esigenze, provare a cercare di comunicare con loro, non disturbarli troppo anche, perché non dobbiamo essere invasivi, dobbiamo cercare che siano loro anche che si avvicinano un pochino a noi, quindi ci va molta attenzione nel dialogo con loro. Dottor Però Vincenzi, io corro ma purtroppo bellissime. Il tempo è tiranno. Le sembra che la scuola sia preparata a questo, per accompagnare questi bambini, questi ragazzi poi in questi percorsi, come lei giustamente ha detto, durano tanti mesi, eppure loro hanno voglia di imparare. Io ho avuto un ragazzo appunto che ha detto: io ho bisogno di vedere i miei compagni, i miei amici, venite a trovarmi, ha detto davanti alle telecamere, io ho bisogno di voi, ho bisogno di stare con i giovani. Ecco, siamo preparati a questo per aiutare, ecco, queste fragilità che chiedono loro più dei genitori, dei familiari, loro vogliono stare coi coetanei, studiare assieme a loro. Prego, dottor Vincenzi. Anche qui le situazioni sono un po' diverse, perché quando parliamo di oncologia ci sono anche situazioni in cui i bambini purtroppo devono rimanere isolati per non essere contagiati da nient'altro che possa andare a interferire sulle cure. In altri casi noi cerchiamo, attraverso la nostra sede, abbiamo creato anche delle stanze apposite, proprio perché i bambini, noi siamo all'interno del presso ospedaliero, però siamo una cosa a parte, siamo una casa a parte, diciamo, dove i bambini possono incontrare i loro coetanei, magari i loro amici, che qualcuno li vuol venire a trovare e passare dei momenti assieme. Però generalmente quando un bambino sta male tende purtroppo anche ad isolarsi, questo dobbiamo... guardi, la settimana scorsa una mamma mi ha mandato una lettera bellissima che mi ha toccato proprio il cuore, che mi ringraziava perché come associazione abbiamo fatto una parrucca per suo figlio, perché suo figlio non voleva più farsi vedere con nessuno, non voleva più parlare con i suoi compagni, non voleva più andare a scuola, quindi ecco, interveniamo anche in queste situazioni. Poi che la scuola sia preparata, no. La scuola oggi affronta problematiche diverse, diversità etniche, diversità religiose, e noi su questo stiamo lavorando su un progetto grandioso che faremo l'anno prossimo, daremo inizio l'anno prossimo, proprio perché cercheremo di fare anche formazione. Io avrò un incontro col provveditorato agli studi, perché vorremmo fare formazione anche lo faccia anche con Valditara, dottor Vincenzi, sarà il caso che vada a trovare anche il ministro Valditara per capire, ecco, dove si può andare a parare, mettendosi a dialogare assieme e capire che forse c'è qualcosa che si deve capire assieme. Dobbiamo fare squadra. Ecco, bravo, ecco, lo faccia anche col ministro, che forse c'è necessità. Professor Clima, cosa dice lei? La necessità di far capire a questi ragazzi che non sono soli, che c'è qualcuno che li ascolta, ecco, che c'è la possibilità di riprendere in mano, ecco, quella vita che tu pensi che a nessuno interessi, e questo è il grande problema. Invece è una vita preziosa, sei una persona preziosa, loro vogliono essere intrigati, vogliono essere protagonisti. Noi dobbiamo smettere di dire una volta: guardiamo il futuro, questi ragazzi sono proiettati nel futuro, non nel passato. Prego, professore.
Sì, questa è una necessità assolutamente primaria. Dobbiamo fare un cambio di passo noi adulti, non possono essere i ragazzi a farlo, perché siamo noi a costruire loro intorno un mondo e quel mondo lo assorbono nel bene o nel male. È una necessità che secondo me manca spesso anche a scuola. A scuola, come diceva il professor Vicenzi, hanno altre priorità, hanno altre difficoltà e quindi viene meno un po' quella relazione che invece dovrebbe instaurarsi all'interno della quale poi è possibile l'apprendimento, perché ricordiamo che se non c'è relazione anche l'apprendimento viene meno, quindi anche l'efficacia della scuola intesa come istruzione, non solo come educazione. Questa è una necessità primaria, sì, sono assolutamente d'accordo. Vede, professor Clima, io alle medie ho avuto la fortuna di avere una professoressa di scienze che insegnava un po' la sessuologia a suo modo. Siccome per lei eravamo piccoli, apprendeva di esempio la gallina e il pulcino, ma riusciva a comunicare con esempi belli, con esempi che ci facevano sorridere, però con esempi pratici. Capivi un po' la sessualità. Ecco, forse i ragazzi, io ho avuto ospite una sessuologa, era indignata appunto perché non si faceva sessuologia nelle classi, ma soprattutto perché diceva attenzione, questi ragazzi a 14 anni pensano di sapere tutto e non sanno niente, devono informarsi, avere rispetto del proprio corpo e del quello degli altri e questo lo possiamo fare, ecco, dialogando con loro su temi veramente delicati e importanti, nella maniera giusta e nel modo giusto, perché siamo dei professionisti, sappiamo come fare, ma non ce lo permettono. Lei è uno scrittore, ecco, cosa scriverebbe di quella politica che non riesce a capire appunto che siamo nel 2025, che loro usano questi strumenti pazzeschi per vedere queste cose che noi non spieghiamo, perché sono attirati da queste cose, ecco, gli intriga molto, il porno li intriga molto, perché è così, ecco, allora il genitore dirà a scuola non puoi fare questo perché io non voglio, però a casa col cellulare vai dove vuoi e con internet vai. Ecco, forse anche questa è un'informazione che dovremmo dare, perché questi ragazzi, vediamo ad esempio l'HIV che sta aumentando e nessuno ne parla, eppure i dati sono allarmanti, però è scabroso parlare di queste cose, ci mancherebbe. Prego, professore. Purtroppo questo è uno dei due enormi tabù che noi società occidentale non riusciamo a scrollarci di dosso, il sesso, l'altro è la morte. Noi scrittori per ragazzi abbiamo molta difficoltà a parlare ai ragazzi attraverso i libri di sesso e di morte, perché i libri che contengono queste due cose solitamente vengono stoppati e ai ragazzi non arrivano. Io continuo a parlarne sia di sesso che di morte e quando mi capita di parlarne davanti ai ragazzi, magari colgo una domanda o una provocazione di un ragazzo che ha questa enorme necessità di dire quello che dice in quel momento, a dispetto di tutti gli insegnanti che mi circondano e che mi guardano con molto sospetto, io comincio a parlare con i ragazzi di sesso e di morte. E sono incontri bellissimi, avremmo tantissimo da imparare su sesso e morte, perché noi, è vero, è verissimo, i ragazzi vanno su YouPorn per imparare il sesso, perché se la sessualità non viene affrontata a scuola, che altro mezzo hanno i ragazzi? Quindi è anche molto poco intelligente da parte nostra non parlare loro con strumenti che sono nostri, quindi con i dovuti modi, i dovuti strumenti, e lasciare che passino liberi dove sappiamo che possono fare un danno, ovviamente, dove internet fa un danno. C'è una schiera di scrittori che tenta di continuare a parlare di queste cose, di argomenti importanti, di sesso, di morte, di dolore, di disagio, di follia. Se non permettiamo ai ragazzi di assaggiare la morte, il dolore, il sesso, la follia all'interno di una pagina di un libro per ragazzi, che è un ambiente assolutamente sicuro in cui non possono farsi male, come facciamo a dotarli di strumenti per affrontare queste cose non solo in futuro ma anche adesso? Quindi sarebbe una necessità primaria introdurre non solo educazione sessuale ma educazione affettiva nelle scuole, cioè ancorare il sesso all'affettività e non sganciarlo in modo che poi loro il sesso vadano a cercarlo su YouPorn.
È un discorso molto complesso, ovviamente ci sarebbe un enorme lavoro da fare. Ma se lei ha piacere io la inviterò ancora, professor Clima, perché trovo molto interessante quello che sta dicendo assieme al dottor Guido Vincenzi, perciò bisogna pur iniziare a buttare giù questo muro di gomma, perché è un muro che non va bene, un muro che fa solo del male, e sono convinta che qualcuno dovrà pure ascoltare prima o dopo, perché se i risultati sono quelli che vediamo tutti i giorni, anche no. Anche no. Allora, grazie professor Clima. Sentiamo come commenta e come ci saluta il dottor Guido Vincenzi. Prego, dottor Vincenzi. Vorrei spezzare anche una lancia un po' a favore di questi giovani. Bravo. E nel caso nostro vorrei portare un paio di testimonianze che sono meravigliose. Cioè, il percorso della malattia è anche un percorso molto formativo. Chi ci passa in un percorso tipo anche problemi oncologici che durano magari 4-5 anni prima di poter garantire una guarigione completa, formano questi giovani. Io devo dire la sincera verità, i migliori volontari che noi abbiamo sono proprio quelli che sono passati dal reparto, che hanno sia come genitori che come ragazzi. Vorrei portare due testimonianze. No, non due faccio, ragazzi. non ce la faccio, devo invitarlo un'altra volta, dottor Vincenzi, devo chiudere perché ho finito il tempo, ma le prometto che la inviterò ancora, mi farà molto piacere averla racconterò ospite. qualche bella storia. Grazie, veramente grazie, sicuramente ci rivedremo presto. Grazie dottor Vincenzi, grazie al professor Clima, grazie anche a voi. Adesso andiamo a vedere dove andrà l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno come tutti i giorni. Grazie, a domani. Siamo al Banco Solidale. Oggi facciamo la consegna di un altro assegno a una persona che ha problemi di salute, non riesce a trovare lavoro. Cosa facciamo? Siamo qui anche per questo, perché i soldi che voi ci date sono per sostenere le persone in difficoltà. Questa è una di queste, poi si comporta molto bene, porta a casa le borse della spesa agli anziani che non ce la fanno, cerca di dare anche un aiuto e perciò noi cerchiamo anche di aiutare lui perché è una brava persona. Però lui non sa niente di questa storia. Avanti il prossimo, ecco qua. Buongiorno Cirillo, ciao caro. Grazie. Ecco qua, grazie tesserino. Allora Cirillo, è un pezzo che tu mi dici che sei in difficoltà, che non ce la fai, che non riesci a trovare lavoro, reddito di cittadinanza abbinato al lavoro perché servono i soldi per vivere, per pagare l'affitto, bollette, hai anche un figlio e perciò hai problemi. E cosa è successo nella tua vita, Cirillo? È successo che fin nel 2011 che l'azienda lavorava, poi all'improvviso è andata in crisi e ci ha lasciato a casa. Che lavoro facevi, Cirillo? Ero su una cereria che purtroppo è fallita, molto conosciuta qua nel Trevigiano, però non me la sento di fare, diciamo, il nome dell'azienda. E niente, poi dal 2012 mi sono scorciato le maniche, come si dice, e mi sono inventato dei vari lavoretti, però sempre saltuari, mai niente di continuativo. E ultimamente faccio l'autista di camion vele pubblicitarie, però sempre con contratti a chiamata. Su un mese si lavora 10 giorni, su un mese 8, dipende. Tu mi hai detto non ce la faccio, Mirella, perché la vita è cara, macchina, assicurazione, bollette, affitto. Con quei pochi soldi che prendo hai anche problemi di salute oltretutto, però bisogna tener duro. Cosa vuoi dire? Bisogna tener duro ed è molto difficile andare avanti. Io ho un problema di salute che cercherò di tentare di risolverlo il prima possibile. Ho un figlio di 17 anni che è la gioia della mia vita e si cerca di andare avanti nel miglior modo possibile, anche se è molto dura.
Sono diversi anni che tu vieni al Banco Solidale e tu mi hai sempre detto che è un aiuto molto importante. Cosa rappresenta il Banco Solidale per persone come voi che in un momento difficile però trovate anche un certo sostegno, diciamo? Allora, io sinceramente il mercoledì quando vengo qua al Banco Solidale innanzitutto mi sento in una famiglia veramente che ti accoglie, anche quella mezz'ora che sei qua ti riempie il cuore. Poi il fatto delle borse io ti ringrazierò sempre perché ci sono persone che magari non hanno problemi e certe cose non danno tanto importanza, ma trovare nella borsa latte, pasta, pane, olio, tonno, cioè sono quelle cose che anche se uno non ha tanto riesce a mettere qualcosa sulla tavola, ringraziando la famiglia di Rete Veneta e del Banco Solidale capitanata da Mirella, che è una donna eccezionale. Grazie. Allora, visto che io sono una donna eccezionale, però c'è un direttivo che ha deciso di darti una mano. Guarda, questo è l'assegno che viene dato a Cirillo proprio perché abbiamo capito che sei in grosse difficoltà, anche se da buon napoletano sei sempre ottimista, però ho visto qualche lacrima scendere sul tuo viso perché fai molta fatica. Cosa vuoi dire a questa grande famiglia, Cirillo? Grazie, sono commosso, veramente sono commosso e grazie a tutti. Avete visto, queste sono le persone che noi aiutiamo chi ha bisogno, non chi se lo merita, se no non sarebbe più finita, però bisogna dare ossigeno, come voi mi dite sempre, e se una persona si comporta bene ed è una brava persona, è giusto cercare di darle una mano. Questo è il nostro ruolo, è quello che noi facciamo. Grazie, grande famiglia di Rete Veneta.